prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Buon pomeriggio, buona domenica, 22 dicembre 2013 e io sono già pronta, mi manca solo l'albero. Abbiamo anche il Gesù bambino, Ecco. il bue e l'asinello. L'asinella, voilà, l'asinella. Buon pomeriggio a tutti. Come, cosa sei? Da elfo, io mi sono vestito da elfo. Ti manca l'orecchio? Non preoccuparti. Io sono L'asinella è Gemma. Salutiamo Gemma per Salutiamo proposito, Gemma! che fa la furba là dietro. Gemma, che parte puoi interpretare nel nostro presepe vivente? Cowgirl. Sì. Tu c'hai un po' i capelli da Maria, secondo me. Ma per cortesia, no, ti prego. Siamo Natale, per cortesia, I capelli lisci, lunghi, così. Sì, vabbè. Ciao Gemma. Ciao Gemma, ciao naturalmente a tutti i tecnici sia qua a Udine che quelli a Pordenone, a quelli che sono inviati sui campi della Serie D come ogni domenica naturalmente. Noi andiamo in onda proprio perché seguiamo la Serie D e l'Eccellenza. L'Eccellenza quest'oggi non gioca, riposano. Il girone d'andata si è concluso domenica scorsa e vedremo la classifica però. Vede il Fontana Fredda, no, non vediamo la classifica dell'Eccellenza, comunque il Fontana Fredda campione d'inverno con un punto di vantaggio sul Cras Repen. Invece andiamo a vedere per quanto riguarda la Serie D. Nel frattempo ovviamente, come vedete, siamo chiusi in queste immagini perché stiamo aspettando diciamo la verità. No, diciamo la verità, siamo chiusi in queste immagini perché siamo molto belli da vedere noi tre. Oltre ma non solo, ma perché... Non ho dato il benvenuto a Marco Stantini. No, l'ho già detto 3 volte, buon pomeriggio. Ti sei nominato da solo? E sai che io mi nomino in automatico. E GP Giovanni Pacoli. Sì, dicevo che essendo una domenica che precede il Santo Natale, chiaramente i nostri ospiti sono un po' indisciplinati. No, arrivano un po' la chetichella, anche perché tra parentesi noi che arriviamo da Pordenone devono arrivarci ben 4 o 5 ospiti da Pordenone. C'era un incidente sulla statale Pontebana dopo Codroipo, bisognava fare una certa deviazione. E c'è la nebbia anche da Trieste. E c'è anche la nebbia, quindi mi raccomando, se dovete uscire più tardi, soprattutto quando scenderanno le prime ombre della sera, state attenti perché appunto per strada c'è la nebbia. Dicevo, campionato di Serie D molto interessante quest'oggi perché ieri, grazie all'anticipo giocato a Marano e grazie alla vittoria del Marano per 4-0 nei confronti ai noi del nostro amico. Io sono molto dispiaciuta per Roberto. Il nostro amico Peta, 4-0. Vediamo tutto. Voi vi racconto quello che è successo. Le partite di oggi: Giorgione Belluno, Mezzocorona San Vitese, Pordenone Este, San Paolo Padova Sacilese, Tamai Unione Triestina, Trissino Valdagno Dro, Unione Ripa Montebelluna e Vittorio Falmec Fersina Perginese. Dicevo che dall'inizio del campionato per la prima volta, anche se in maniera momentanea, in quanto ha giocato una partita in più il Marano scavalca il Pordenone. La prima volta che succede. Se andiamo a vedere la classifica della Serie D, dopo l'anticipo giocato nella giornata di ieri, vediamo appunto che il Marano, che è Marano, no, perché c'è sempre il Pordenone, in questo caso il Marano è prima a 44 punti, il Pordenone ovviamente a 43. Nel frattempo arrivano un po' di ospiti. Questo per quanto riguarda, devo dire che io qua valeva la pena aspettare. Io sono molto soddisfatto in questo arrivo. Per me possono anche non venire quelli che devono venire. No, sto scherzando naturalmente. Non so quante sono, 5, 6. Quante siete? 5. Contatevi. 5. Tu puoi girarti in questo momento, sì, perché tanto c'è l'immagine fissa. Dicevo, per la prima volta succede appunto che il Marano sorpassa il Pordenone, ma solamente per quanto riguarda appunto il fatto che ha giocato in anticipo, diciamo travolgendo, asfaltando il Fincantieri Monfalcone per 4-0. Vediamo se la Gemma ha già il primo collegamento con Tamai, dovrebbe essere. No, sì. No, nel senso che Emilio credo stia ancora prendendo i regali di Natale. Sì. Si è un attimo attardato. Sì. Alberto uguale, quindi tra un attimo avremo i collegamenti. Va bene. Nel frattempo in Serie A si sta giocando Bologna-Genoa, siamo al 30°. Omar, raccontaci quello che sta succedendo. Mancano 15 minuti al termine del posticipo domenicale. Ricordiamo i risultati di ieri: Livorno, importante questo, l'Udinese che ha vinto a Livorno per 2-1 e il Cagliari che ha pareggiato con il Napoli 1-1. In corso Bologna-Genoa 1-0 il risultato a favore dei Felsine. Come potete vedere dalle immagini al rallentatore, ecco il gol.
questo è il primo gol, ha messo se la punizione di Diamanti, mentre il pallone si è infilato nel 7, complimenti. Ecco. Ma secondo me non ti ha ascoltato nessuno. No, ma soprattutto è stato un ottimo passaggio, perché vedere me e poi vedere loro 4 in studio. Io direi che forse era meglio vedere loro 4. Non so pure a rallentatore, abbiamo rallentato le immagini. Allora, ricordiamo il programma del pomeriggio. Sì. Atalanta-Juventus, Roma-Catania, Sampdoria-Parma, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Chievo e Verona-Lazio. Il posticipo invece è Inter-Milan, che si gioca alle 20:45. Poi arriverà anche il nostro amico Eddie Pertoldi, che ci racconterà della partita di ieri. Tra l'altro un Nico Lopez molto interessante. Anche se nel secondo tempo pensava di entrare con la palla direttamente in porta a farci anche un giretto, no? Invece che tirare. Vabbè, succede. Mi ricorda molto il Nino Maraviglia, Sanchez il primo anno a Udine, che si portava la palla fino proprio dentro, ovviamente poi perdendola. Avete visto che sono arrivati i primi ospiti che abbiamo chiesto in prestito al nostro amico, quello signor anziano con la barba bianca, sì, quello che arriva dalla Lapponia, mi sembra, vero? Perché abbiamo Cinzia Panelsin, naturalmente. Ribenvenuta! Esatto. È stata nostra ospite diverse volte. Naturalmente fa parte dello staff della catena del Bar Pascià, ma soprattutto lei organizza, che dopo rivedremo le immagini, perché tutte le volte che la vediamo ci si diverte. Esatto. Il famoso calcio balilla 11 contro 11, che anche il nostro direttore, quando siamo andati a San Vito, ha visto, non è possibile, no? Perché vedi sta invece roba è possibile. Da 7,5 metri, esatto. Lei l'ha reso possibile. E poi abbiamo le assistenti di Babbo Natale, sono arrivate un po' tardi, no? Io non so i nomi, lo dico. Ecco, no, non lo sappiamo neanche io, allora si presentano loro. Tu sei? Laura Molent. Laura Molent, assistente di Babbo Natale. Numero 1. Sì, e come diciamo così, momentaneamente lavora al Bar Pascià. Lei mi sembra a Casarsa. Momentaneamente perché in realtà il suo mestiere è assistere questo vecchio caro signore con la barba bianca. Poi qua abbiamo Manuela Cinat. ma anche lei, Manuela Cinat, anche lei è assistente di Babbo Natale. Ciao, benvenuta. Nel tempo libero lavoro al bar Pascià di San Vito. Di San Vito. Poi abbiamo Viorica. Scusate per la voce. Succede, anche tu hai preso freddo, lo so, perché hai beccato la corrente ascensionale, quella che arriva da noi, no? Tra il 24 e il 25, la tempesta di Natale, famosa. E ti sei presa freddo per quello, mi sembra, vero? E invece tu a tempo libero lo passi? No, lavoro a Casarsa, Bar Pascià. Casa Pascià, e invece lei è? Buongiorno, mi chiamo Silvia Costa e lavoro al bar Pascià di Casarsa. Di Casarsa, quindi abbiamo Casarsa San Vito, tu sei il jolly che vai da tutte le parti. Abbiamo ovviamente anche oggi il gioco, solamente 2 persone sono rimaste in gara nel nostro gioco, in quanto avevamo messo sulle 3 partite 3 su 3. Avevo messo l'anticipo Livorno Udinese, che è finita 1-2. 1-2. Io devo fare i complimenti pubblici a Alfio Pessotto, che ha azzeccato 1-2, e vediamo se azzecca anche le altre. E a Riccardo Bruno, che ha azzeccato 1-2. Tutti gli altri che hanno giocato hanno sbagliato Livorno Udinese, scusatemi, ma potete tornare a giocare quest'oggi, naturalmente andando sulla nostra pagina Facebook l'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona, oppure mandandoci un SMS con i risultati i vostri finali, 2 risultati finali, Pordenone Est e Tamai Triestina. Il numero è 348 294 7672. Che cosa si vince anche quest'oggi? Si vince un frigo a Eghe. Eccolo lì, ecco l'immagine. Alla 17ª hai imparato a Eghe, non è male. Sicuramente cambieremo il premio, adesso che ho imparato cambieremo il premio. È molto bello, è molto utile, molto grande, molto capiente. Grazie al nostro sponsor In Outlet. Abbiamo lo spot. In Outlet, eccoci qua con lo spot. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Rieccoci qui, io vorrei far notare, non so se Omar hai notato anche tu, come Giovanni si è animato. Sì, no, l'ho negli notato ultimi anch'io. 5 minuti. Infatti, quando sono arrivata GP era morto. Ma non solo, ma quando la nebbia si alza, sono stanco, poi arriva il sereno, no? Sugli Erticolli. Sugli Erticolli. Abbiamo il primo collegamento di questa domenica abbiamo 22 dicembre. No, Emilio ancora non c'è, deve essere ancora preso coi regali, ma c'è Alberto, lui è bellissimo. Bene. Alberto, buon pomeriggio, dove ti trovi? Buon pomeriggio ragazzi, mi trovo a Tamai, in mezzo alla nebbia. Bene. Anche lui a Tamai, insieme all'Emilio. Insieme a Non Emilio. avevo capito. Sì, ma Emilio non l'ho visto. Strano che io non abbia mi capito sono qualcosa. un attimo, perché non c'era né l'ingresso dello io ancora il piattone perché sono appena entrato all'interno dell'impianto. Emilio non l'ho visto, spero di vederlo. Allora meno male che ci sei tu, Alberto. Sì, comunque c'è un tempaccio, guarda, una nebbia, un'umidità da fare veramente incredibile. E guarda, veramente, guarda, speriamo almeno che la partita ci consoli un attimo, perché altrimenti ma ci si vede? Cioè, dura oggi, si vede il campo?
Dimmi. Si vede il campo, quanta nebbia c'è? Al momento sì, si vede, più nebbia, c'è un bel po' di foschia, speriamo che la visibilità appunto non diminuisca, perché altrimenti avrei anche un po' di problemi, visto che ormai sto diventando anche un po' miope qua. Pure. A darvi un attimo dei ragguagli sull'andamento. Allora Alberto, è una partita molto importante per il Tamai più che per la Triestina, in quanto il Tamai si vede raggruppato in fondo alla classifica in mezzo a un sacco di squadre, a partire dalla Fincantieri Monfalcone, che ieri è stato, come dicevamo, sconfitto pesantemente 4-0 a Marano, e se ce la facesse il Tamai a quest'oggi a portare a casa la partita, scavalcherebbe proprio la Fincantieri Monfalcone in campionato, in classifica. Che tu sappia, Pirtig, il mister del Tamai, ha approntato qualche cosa in particolare per affrontare la Triestina, soprattutto l'attacco della Triestina, oppure sarà il solito Tamai? Allora, guarda, innanzitutto lo posso dirti che un Tamai oggi molto sprintoso, sicuramente guarda Pirtig vede questa partita con un occhio insomma, di interesse particolare, insomma, quindi vorrebbe oggi regalarsi quel pacchetto natalizio che insomma lo farebbe felice, questi 3 punti che alla fine a Tamai mancano, anche perché possiamo dire anche che questo incontro è importante perché noi l'abbiamo ormai appreso e capito che il Tamai si sveglia quando ci sono proprio le partite importanti, con le big, basta vedere insomma il derby col Pordenone che è riuscito a frapparlo e quindi a portarci a casa insomma i 3 punti. E ci sono delle novità sulla formazione, comunque vi dico subito che il Tamai giocherà con Peressin, con Corazzo, Orlando, Petris, Scappin, Peresinotto, Bolzoni, Ricurto, Zambon, Furlanetto, poi a disposizione c'è Francescuti, Merichella, Pistella, Hagan, Chiesio, Dalmas e Sellanti. Dicevo, delle importanti novità appunto riguarda proprio anche l'innesto di Zambon, sarebbe dovuto partire dalla panchina, appunto è il caso Zambon, invece Pirtig ha deciso proprio di schierarlo fino al primo minuto, vedremo se ci sarà questo giovamento, ma anche invece Ursella, che non vedo appunto schierato negli 11 iniziali, ma neanche insomma soprattutto in panchina, non è dato appunto sapere sì, perché quindi è stato lasciato fuori insomma dai 18 convocati. D'altra parte invece la Triestina è a fame di vittoria, è a metà insomma classifica a 22 punti, quindi stai a strappare un 3 punti qui in un comunale che si presenta, oggi insomma ha vinto dei colori anche alla Bardati, perché insomma da Trieste sono previsti comunque almeno un centinaio insomma, di tifosi alla Bardati che vengono a seguire appunto la squadra di Rossitto, e quindi insomma 3 punti farebbero gola anche alla Triestina insomma, per guardare con maggiore ottimismo al proseguo del campionato. La Triestina insomma, giocherà con Del Mestre, Ferrara, Franco, Cadorin, Pimazzoni, Piscopo, Zetto, Wagner, Godeas, Bussi e Monte. A disposizione Franceschin, Torino, Stendale, Cianello, De Bona, Bertoni, Yusufa, Buratto e alla fine Sessolo. Pordenonese, vediamo appunto insomma Massimiliano Sessolo se riuscirà a entrare insomma nei secondi 45 minuti, in caso di necessità abbiamo insomma scoperto, sempre visto che il buon Massimiliano ha sempre insomma dato del lustro alla sua squadra e con i suoi gol ha sempre insomma risplevato quasi sempre insomma le sorti della propria squadra. Mancano ancora una ventina di minuti per esattezza, insomma 18 all'inizio insomma del match, quindi la nebbia vedo che rimane insomma tale e quale, speriamo insomma che le situazioni insomma migliori, anzi mi aggiungo che i fari sono già accesi, i riflettori si giocheranno sotto appunto i riflettori, quindi speriamo che buio e nebbia assieme non facciano un connubio da pranzagambe per i ragazzi. Bene Alberto, ti ringraziamo naturalmente per questo primo collegamento, per te linea aperta per qualsiasi tipo di novità e informazione di tutto ciò che succederà appunto a Tamai. Tamai, ricordiamo che l'impianto è splendido, quindi anche come diceva Alberto, in caso di avverse condizioni atmosferiche lì si gioca, perché appunto c'è un impianto luci molto, molto potente e il campo effettivamente è un, come si dice? E anche il terreno, Giovanni, in ottime condizioni, esatto. Insomma ci sono tutti i presupposti per osservare una bellissima gara insomma di fine di anno. Sì. Bene, allora ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi. Grazie ciao. Alberto. Ringraziamo. Secondo me troppi capellini rossi. Cominciamo a parlare bene, con Sorbole, e vediamo che abbiamo
In collegamento adesso e da dove? Pronto? Allora, GP, finalmente ho trovato Emilio, mi vuole ancora bene, mi ha rassicurato, ha finito di prendere i regali di Natale, quindi in linea anche lui da Tamai. Esatto, secondo collegamento sempre da Tamai, in quanto quest'oggi è uno degli incontri più importanti naturalmente, Tamai Triestina. Del Tamai sappiamo tutto. Emilio, cosa ci racconti invece della Triestina, ma soprattutto quell'ingorgo con le renne? È stato lungo a passare? Discretamente, anche perché la visibilità qua, per usare un gergo da bollettino del mare, è buona, localmente discreta, nel senso che la nebbia sta calando in maniera un po' preoccupante. Siamo qui da un'oretta buona circa e diciamo che il ritmo con cui sta calando la foschia sul terreno di Tamai di Bruniera è un po' preoccupante. Diciamo che sicuramente per il primo tempo si potrà giocare senza nessun problema, vedremo poi all'intervallo cosa succederà. Certo. Se la ripresa sarà un pochino più difficile. Bel clima comunque, bella atmosfera. Virti che è andato a salutare lo spicchio di tifosi più caldi della nostra tifoseria, è stato proprio aperto il calcetto per permettere al sindaco del sindaco, chiaramente insomma, il soprannome di Trieste, dato da Trieste a Gianluca Virtic, per poter andare proprio in mezzo ai tifosi a salutarli, per cui un bel clima, una grande accoglienza qui non solo per noi ma proprio anche per i nostri sostenitori. Speriamo che il pomeriggio di festa possa poi prolungarsi e trovare riscontro anche sul terreno di gioco, che nonostante la giornataccia appare in ottime condizioni. Bene, giocherà il nuovo arrivo, appunto quello che è arrivato, il giocatore nuovo che è arrivato in settimana. Pensi che... Assolutamente sì, assolutamente sì, è stato visto molto bene in settimana Busti, in panchina invece ancora l'altro nuovo arrivo Burato per la seconda volta consecutiva, ma a centrocampo dopo diverse settimane con squalifiche e infortuni, per una volta Rossitto ha davvero l'imbarazzo della scelta, soprattutto nel settore nevralgico, per cui rinuncia comunque a Burato, rinuncia a Sezzolo che finisce col numero 20 in fondo alla lista dei convocati a disposizione in panchina di mister Rossitto, parte Bussi con il numero 10, per cui insomma lui muggesano, quindi triestino, subito caricato di questa responsabilità. Esordire col 10 con la maglia della squadra più rappresentativa della propria città deve essere una bella emozione. Il ragazzo si è allenato benissimo, ha fatto vedere ottime cose soprattutto dal punto di vista dell'intraprendenza, della personalità, della velocità. Adesso è chiamato alla prova del campo, che di fatto è sempre quella più importante. Non vedo invece, ho provato a chiedere informazioni qui al pubblico di casa, ma nessuno mi ha saputo dare risposte esaustive. Non vedo Simone Motta, e attendevo con discreta ansia, anche perché insomma è un ragazzo di una certa età, ma il curriculum e il senso del gol non gli manca di certo, e invece non figura nemmeno tra i convocati, per cui tutto il peso dell'attacco sarà sulla coppia Furlan-Zambon, supportati da Simone Furlanetto in maglia numero 11. Se non avete altre domande io andrei con le formazioni. Va bene, prego. Allora, benissimo, grazie. Partiamo così allora con Del Mestre, con la Triestina, Del Mestre tra i pali, difesa con Ferrara e Frangu, terzini a destra e a sinistra, Pimazzoni e Piscopo, coppia centrale, Wagner che rientra a centrocampo davanti alla difesa con Zetto e Alberto Cadorin, preferito a Yusufa nel tridente in mediana. Là davanti Luca Monti da una parte, Massimo Bussi dall'altra, e chiaramente Denis Godeas, che dopo le 6 reti in trasferta si è sbloccato anche la settimana scorsa al Rocco contro il Trissino Valdagno, rete che non è servita a portare in cascina altri importanti 3 punti nella classifica labardata, ma insomma Denis è una vera e propria garanzia, è l'unico sempre utilizzato da Rossitto in tutte le partite dirette dal tecnico friulano sulla panchina della Triestina. Andiamo a vedere la formazione del Tamai con Peressini tra i pali, poi abbiamo Corazza, Ortolan, Petris, Cattin, Perissinotto, Bolzon, Rigutto, Zambon, Furlan e Furlanetto. Dirige l'incontro Lorenzo Dalla Palma della sezione di Milano, gli assistenti sono Cartaino di Pavia e Sarsano di Milano anche lui. Tra pochissimo, tra 10 minuti circa, insomma, il calcio d'inizio, sperando appunto che la foschia resti leggermente più in alto rispetto alla tettoia del comunale di Tamai per evitare problemi di visibilità, insomma, non solo a noi che assisteremo alla partita come il numeroso pubblico che è arrivato qui a Tamai di Bruniera, ma proprio per i giocatori, perché insomma sarebbe un peccato non poter portare a termine l'ultima partita del 2013 calcistico. Perfetto. Bene. Emilio, grazie, ci sentiamo naturalmente durante la tua telecronaca nel primo tempo, io ti ringrazio. Nel frattempo grazie a Emilio, salutiamo Edi Fabris che ci ha raggiunto, tra poco lo vedremo anche lui schierato qua nel nostro salotto. Chiedo Lumi alla regia se abbiamo un collegamento o se andiamo in pubblicità.
Andiamo in pubblicità. Perfetto, però attenzione perché tra poco saremo collegati col campo di Pordenone, perché voglio vedere come hanno preso a Pordenone la vittoria del Marano, e per la prima volta appunto il Pordenone è stato superato in classifica dal Marano, anche se in maniera ovviamente ha una partita di meno, sì, esatto. In realtà già con un pareggio sarebbero a pari punti. Il Pordenone tornerebbe prima. Beh, no, non lo so, perché bisogna vedere la differenza reti con i 4 gol che ha rifilato ieri al Fincantieri Monfalcone. Dunque c'è la pubblicità, quindi la mia signora cosa dice? Signora? Dio, la tua età, signorina, da mo' che è passata. 4 minuti di pubblicità e poi torniamo nel salotto dell'altra domenica, allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi.
Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona il nostro salotto si è riempito. Sì, si sta quasi completando, quasi diciamo. del tutto. Sì. Presento gli ospiti che sono arrivati da poco. Edi Fabris, direttore di 3000 Sport, benvenuto, anzi bentornato. E poi naturalmente Edi Pertoldi, radiocronista ufficiale dell'Udinese Calcio, è il nostro quasi ospite, quasi fisso. Appena arrivato da Livorno, naturalmente presentiamo anche Gaspare Petralia, che ti sei dimenticata. Gaspare Petralia, non mi stavo dando la parola a te. Gaspare Petralia, faccio un giro. Vicepresidente dei New Black Panthers di Rocchi dei Legionari. Benvenuto. Benvenuto e buon pomeriggio. Abbiamo subito un collegamento, credo che siamo a Pordenone, Gemma. Sì, prima però volevo anche salutare Mauro che via un messaggio via WhatsApp e dice: ciao, che bel salotto oggi, pieno di belle ragazze. Che novità, volevo dire. Porteremo Sky oggi. Ma queste Forza Pravis Domini. Ecco, Forza Pravis Domini naturalmente, queste, ripeto e sottolineo, sono le assistenti ufficiali di Babbo Natale, non sono 4 ragazze X, no? Poi casualmente quando hanno tempo libero vanno a farsi un giro alla catena del Bar Pascià tra Casarsa San Vito e naturalmente Ponte Meduna a Pordenone. E Pordenone da dove c'è Dario Perosa. Dario, buon pomeriggio! Ciao Dario. Salve, buon pomeriggio. Allora, siamo al Bottecchia, un Bottecchia con il fotolomero verde un po' preoccupato perché ieri Marano ha vinto 4-0 con il Monfalcone, quindi ha scavalcato il Lamari in testa alla classifica. Un punto avanti per il Marano, adesso Pordenone deve reagire oggi e ottenere il controsorpasso ospitando l'Este. Ma visto che siamo in tema di Natale, vi sentivo parlare, anch'io ho scritto la mia letterina a Babbo Natale, l'ho messa lì. Una sola cosa ho chiesto, visto che non mi fa vedere Gemma in diretta, io ho chiesto una fotografia con dedica e poi vedremo se eventualmente mi esaudirà. Sono un po' cresciutello, ma io ancora a Babbo Natale. Vabbè. Allora, Pordenone che si schiera con Careri, Fornasini, Archimento, Matteo Nicolini, Dionisi, Buratto, Matteo Studini, Zanardo e Bearzotti. Quindi Zanardo ha preferito ancora una volta a Oliveira che comporrà il tridente d'attacco insieme al solito Giubini e Bearzotti. L'Este si schiera invece con Bevilacqua, Favaro, Scotton, Veli, Colman, Castro, Tomasen, Tonuso, Rubbo, Giarrusso, Matteo e Lasagna. Lasagna è il capocannoniere del girone, ha segnato 2 reti in più di Rubin che è al secondo posto, quindi si preannuncia una bella sfida tra bomber. Il pronostico chiaramente è a favore del Pordenone, però questo era dato se non all'altezza delle due capolista subito dopo, cioè quindi squadra perlomeno da podio. Sarà quindi una partita piuttosto interessante, le squadre stanno entrando in campo adesso, gli ordini del signor Lombardo di Sesto San Giovanni, il Bottecchia nonostante la giornata grigia, prima giornata di inverno è gremito e sentite probabilmente l'applauso del pubblico all'ingresso dei suoi beniamini in campo. Questo è tutto per il primo collegamento, Giovanni. Grazie a Dario Perosa naturalmente. Allora io vorrei capire perché ogni volta che Vittorio mi inquadra ridi. Ce l'abbiamo tutte il cappellino. C'era anche la trombetta, hai sentito? Ecco, il cappellino e trombetta. Dunque dopo le 14... Scusa Giovanni, Prego. ricordiamo che è appena finita Bologna-Genoa, ha vinto il Bologna 1-0. Benissimo, quindi il Bologna fa un salto discreto in classifica in quanto si raggiunge il Chievo a 15 punti, ricordiamo con una partita in più in quanto il Chievo gioca più tardi. E insomma lascia alle sue spalle in questo momento il Livorno e il Sassuolo. Dopo le 14.30 avremo i collegamenti anche dagli altri 2 campi che riguardano appunto le nostre squadre di Serie D, ovvero sia avremo per quanto riguarda San Paolo Padova Sacilese avremo Preantonio Stella e poi andremo naturalmente a sentire da Mezzocorona, per Mezzocorona San Vitese, Claudio Cicuto. Bene, facciamo un passettino indietro e andiamo a sabato sera, ore 19, che ora è finita? No, alle 18. Sì, no, ma è '45. Alle 19.45. Alle 19 sì, alle 20, perché poi è stato un po' di recupero, 5 minuti. Ecco. L'Udinese è riuscito a esprimere un gioco discreto, oltre che a vincere, no? Sì, da quello che ho visto almeno, un bel passo avanti rispetto col Torino, rispetto alla partita in casa col Torino, anche se oramai segnano sempre gli altri.
Cioè? Non segna mai di Natale, voglio dire. Ecco. Sì, oramai diciamo che è il rettore capocannoniere dell'Udinese, insieme a Di Natale. 4 gol, sì, come Di Natale, certo. Sicuramente si è vista una bella partita, non tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto il profilo agonistico, insomma si è visto in campo, come dico io solitamente, 11 erbivori, no? Che mangiavano l'erba, e quindi è quello che poi vuole la gente, vuole il tecnico, e i risultati giocando così prima o poi arrivano. Hanno sempre raddoppiato il portatore di palla, quindi hanno tolto praticamente iniziativa al Livorno, ci sono stati un paio di interventi di Birkic, però fondamentalmente credo che l'Udinese abbia meritato di tornare in Friuli con 3 punti, che la collocano in un'azione classifica un pochino meno precaria rispetto a quella della vigilia. Certo, il problema di Natale si fa abbastanza pressante, e fra l'altro vorrei così dire una cosa che poi, tornando da Livorno, abbiamo ascoltato su Rai 1, un commento di Dotto che ha definito la presenza di Di Natale avulsa dal contesto, non ha nulla da spartire con la squadra, e che ormai probabilmente ha difficoltà, insomma, di inserirsi nei meccanismi piuttosto rapidi voluti da Guidolin. Anche ieri è terminato 6 volte in fuorigioco, e se è andato in fuorigioco con un difensore che gioca la moviola come Emerson, è chiaro che insomma c'è qualcosa che va rivisto. Dovrebbe essere intelligente e capire che forse sarebbe il caso di giocare, come abbiamo già più volte ripetuto, magari l'ultima mezz'ora di gara, e con la sua freschezza e la sua abilità potrebbe anche risolvere poi delle situazioni nel caso si prospettassero i presupposti magari di un recupero di risultati. Ciò posto, si è chiuso un anno con 2 semestri ben distinti, il primo sicuramente positivo con la qualificazione Europa League, un secondo che è iniziato male. C'era stato poi un recupero con le partite giocate a Catania, se anche non si è ottenuto risultato, però si era espressi su frequenze piuttosto elevate. Poi la partita con la Fiorentina, anche con la Juve si è perso l'ultimissimo minuto, ma la prestazione è stata sicuramente positiva, e poi quel calo col Torino che aveva rimesso un po' in discussione tutto. Con il Livorno non è stata la miglior partita del mondo, però certe situazioni si sono chiarite, appunto Di Natale. Poi si è capito che con il rientro di Muriel, se giocherà da titolare Nico Lopez, saranno guai per tutti. È chiaro che con questo tipo di gioco probabilmente ci vogliono 3 trequartisti, e quindi dovrà in qualche modo rivedere un po' l'assetto tattico il tecnico del Friulano. Insomma, teniamoci questi 3 punti, sono 20 in classifica, per adesso siamo alla parte sinistra della graduatoria, speriamo di restarci, e quindi ci auguriamo naturalmente che perdano. Tutti quelli che hanno 20 punti quest'oggi. È chiaro, e poi ci sono 15 giorni di tempo a disposizione del tecnico di Castelfranco per verificare alcune situazioni, per recuperare probabilmente Muriel, non so se giocherà al 6, sicuramente giocherà al 13, e insomma le cose poi dovrebbero mettersi in una situazione abbastanza favorevole. E nella cena che è stata offerta dalla società, la cena di Natale, c'è stata proprio una domanda specifica alla Paron da parte di un collega anziano, sono già anziano io ma un più anziano, che gli ha fatto presente che con Di Natale si va in B, ha glissato, ha detto bon, ci vediamo più avanti, e non ha voluto rispondere, però non si è né arrabbiato né ha smentito. Insomma è chiaro che anche la società capisce che un ringraziamento per tutta la vita va a Di Natale, però l'anagrafe condanna inesorabilmente tutti, anche i campioni, quindi, chiaro. Devo interrompere perché abbiamo un collegamento dai 2 campi che non abbiamo ancora sentito. Gemma? Sì, GP, c'è Pierantonio Stella da Padova. Benissimo, allora un bello scontro, vero Pierantonio? Quello che vede di fronte quest'oggi la Sacilese, una delle squadre sicuramente più in forma in questo momento, è il San Paolo Padova, che in classifica la segue solamente di 4 punti. Com'è il clima Pierantonio? È già natalizio o siete proprio lì agguerriti per riuscire a chiudere alla grande questo 2013? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto, e grazie Giovanni ovviamente per avermi chiamato. Io quello che posso dire è che qui ovviamente la Sacilese Padova cerca la 3ª affermazione consecutiva per chiudere in bellezza l'anno, che nelle speranze biancorosse sarebbe l'ideale chiudere al 3° posto. In questo momento distante un solo punto, è occupato dal Belluno, che però oggi, come sapete, ha una trasferta difficile sul campo del Giorgione a Castelfranco Veneto. Dall'altra parte, come dicevi tu bene introducendomi, una squadra in forma che da quando ha cambiato allenatore ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi, per cui è ancora imbattuta da quando Masito è diventato il nuovo allenatore del San Paolo Padova. Io ti dico velocemente a livello di formazioni, visto che c'è qualche novità,
infatti non c'è Beccia, che è uno dei giocatori più utilizzati da mister Zionelli, ma è alle prese con un problema muscolare, per cui oggi non è neanche in panchina. Squalificato Boscolo Papo, il regista della squadra, al suo posto il giovane Grion, e la novità forse ancora più rilevante è il debutto, almeno in panchina, del nuovo acquisto portoghese Rui Jorge Ferreira, che, come avete avuto penso modo di leggere anche nelle cronache dei giorni scorsi, è un giocatore che è cresciuto calcisticamente nel Benfica. Bene, Pier Antonio, noi ti ringraziamo, ti disturbiamo sicuramente durante la partita quando avremo gli aggiornamenti per appunto ascoltare dalla tua viva voce tutto ciò che succede appunto a Padova per questo scontro importante della Serie D, ovvero sia San Paolo Padova contro Sacilese. Sono arrivati, grazie Pier Antonio, grazie ancora, ci sentiamo più tardi, sono arrivati altri 3 ospiti che adesso faremo accomodare. Dove li piazziamo? No, perché adesso dobbiamo rivoluzionare lo studio. E allora, vediamo se... Io vi saluto. Intanto Omar deve tornare al suo posto, so che ti piaceva stare in mezzo alle donne, ma non so, ma succede. Omar si saluta in questo momento e se ne va nella sua postazione per seguire la Serie A. Allora io direi che Cinzia si sposta qua, Mattia viene vicino a me, presentiamo Mattia Pertoldi, notissimo a Tele Pordenone, conduttore, giornalista, adesso giornalista al Messaggero Veneto e non solo. È un piacere avere la Pertoldi Family a Natale. La mamma non è venuta perché peccato, perché avrei avuto il piacere di conoscere anche la mamma, visto che Mattia è molto simpatico. Va bene, Mattia, benvenuto. Benvenuti a voi. Allora, vediamo se abbiamo il collegamento con Mezzocorona per Mezzocorona Sanvitese, non c'è ancora. Allora, da padre a figlio, come hai visto ieri sera l'Udinese, Mattia? Dimmi, non l'ho vista così siamo. No, l'ho vista. Ovviamente l'ho visto. Ho visto un Udinese che, come sempre, diciamo così, ha sfruttato quelle che sono le sue capacità principali di questa via di stagione, la squadra che ha segnato di più su palla da fermo, con quella di ieri sono 10 gol su 17 per la squadra friulana su calci di punizione o calci d'angolo. A livello di gioco non è ancora così entusiasmante, perché bisogna essere onesti, ha approfittato anche di quelle lacune di un Livorno che ha 14 esordienti in Serie A e quindi pecca sicuramente a livello di esperienza, però l'importante era fare 3 punti e arrivare alla fine del 2013 a quota 20 e quindi passare quantomeno un minimo di Natale un pochino più sereno. Il grande problema in questo momento è la bullicità del suo cannoniere principe, che è di Natale. Perché... Non ci siamo messi d'accordo. No, voglio dire, è abbastanza evidente, insomma. Tra poco sentiamo anche Eddie Fabris, che penso convenga su questo. Già mi ha detto che gli ha bruciato il commento. Sai che più o meno i commenti sulla situazione sono questi. Siccome sei direttore di testata, sicuramente hai sempre il titolo di scorta. Ho la mia opinione. Ecco, il titolo di scorta, non è in tasca, quindi secondo te ieri sera? Ma io mi rifaccio a una frase che ha detto Giampaolo Pozzo alla cena citata da Edi prima, cioè l'Udinese è una squadra che gioca 6 mesi su 12, i primi per l'esattezza, da gennaio a giugno, perché poi vanifica nel secondo semestre quanto di buono ha fatto nel primo. Quindi dobbiamo aspettarci un 2014 perlomeno fino a giugno sereno, con le quotazioni in rialzo. Diciamo. Poi Edi non è neanche del tutto vero, perché se pensiamo a 2 anni fa l'Udinese è arrivata a dicembre che era praticamente già salva e terza in classifica. Quindi le annate sono tutte un po' partite. Quella è stata un'annata, diciamo, essendo una sopra le righe giovane, si presume che in primavera avrà le energie. Diciamo che fisicamente sta bene. Guardando le statistiche è solamente a -3 rispetto all'anno scorso, quindi diciamo che l'andamento più o meno è quello, cioè è una sconfitta, diciamo, la differenza rispetto all'anno scorso. La differenza forse la sconfitta proprio col Torino, quella che fa più male, forse diciamo è quella. Il dato più preoccupante era che fino a ieri era la squadra che in trasferta, dopo il Catania che non aveva fatto nemmeno un punto, vediamo insomma cosa farà oggi, aveva accumulato meno risultati positivi. Certo, solo col Sassuolo alla fine. Aveva vinto col Sassuolo, il pareggio a Napoli, 4 punti in praticamente un girone, era onestamente un bottino un pochino magro. Adesso c'è un po' di tempo per lavorare, vanno una settimana in vacanza, si ricomincia il 30 con gli allenamenti e poi il 6 di gennaio c'è un pochino una partita che può essere spartiacque, perché c'è in casa l'Hellas Verona, al di là di quelle che sono poi le sensazioni dei tifosi, ci tengono particolarmente alla partita contro i veronesi, che manca da tanto tempo, ma poi chiudi fai un pochino il bilancio finale
del giro d'andata e anche di quelli che sono normalmente i carichi di lavoro che in pausa invernale Guidolin e il suo staff applicano in maniera molto pesante sui giocatori. Ho capito. Edi, Fabris, sì. Non è che forse, io non ho visto tutta la partita, ho visto a tratti, non è che forse anche il Livorno ha aiutato l'Udinese ieri? A parte due o tre sprazzi, compreso il gol. Sicuramente Nico Lopez è stato un po' facilitato dalla difesa del Livorno, poi però Perkic ha conservato, diciamo, e nel secondo tempo l'Udinese ha vissuto di rendita, una grande prestazione della difesa e soprattutto di Ertò che non sta facendo rimpiangere Benatia, no? È stata l'unica partenza Benatia e quindi... Ma io su Di Natale ho l'opinione espressa da Edi prima, cioè deve rendersi conto che l'età non perdona e quindi è anche il momento che gradualmente ceda il passo ad altri. Chiaramente non spetta a lui, però sappiamo che essendo un leader di spogliatoio lui ci tiene, anche penso influenzi un po' le scelte anche del tecnico. Edi, vorrei aggiungere una cosa, hai visto la partita ieri? Sì. C'è stata un'azione in cui Nico Lopez si è bevuto 3-4 difensori, è arrivato davanti al portiere, invece di tirare ha tentato un suggerimento per Di Natale, che probabilmente gli chiedeva la palla e ti è vanificato tutto. Ma ha detto anche in intervista che anche in occasione del suo gol. Sì, esatto, gli aveva chiesto la palla. Ecco, questo condiziona un po' anche sotto l'aspetto tattico la squadra, quindi c'è qualcosa da rivedere. Il gioco deve passare necessariamente Di Natale, esatto. Sappiamo, lui è il leader, si sente. Ci sono due flash anche abbastanza preoccupanti. Di Natale darò eterna riconoscenza per quello che ha dato a Udine. Discute su questo. Però se andiamo a focalizzarci sul momento, in queste prime 17 giornate ha segnato 4 gol di cui una sola sua azione. Sì. Non segna da 6 partite se non ho sbagliato, e il flash del secondo tempo ieri di Livorno è abbastanza emblematico, quella palla tirata a campanile da Lambrughi, un Di Natale in condizioni come quello dello scorso anno andava in porta. Ma pensiamo alla partita di Napoli dove lui non ha giocato e hanno giocato invece benissimo altri perché forse erano psicologicamente più liberi. Bruno Fernandes sono 3 gol un po' casuali, quelli di Napoli, però vedevi una squadra che era più libera da condizionamenti, esatto, appunto, come hai detto tu Mattia, tanto di cappello per quello che lui ha fatto fino ad oggi, però è il momento per ognuno di lasciare il passo ad altri. I rumors dicono che insomma non si gradirebbe una punta dal mercato di gennaio, anche per farlo rispettare. È difficile che arrivi, conoscendo un pochino le politiche della società. Non puoi prendere a gennaio un giovane da inserire all'interno di un progetto. Uno già pronto. No? Uno già pronto arriverebbe a giugno, anzi a maggio, Mattia, e poi cosa succederebbe? Sarebbe... Anche perché su Muriel c'è qualche... No? C'è un punto di domanda, è sempre rotto questo ragazzo. Gioca una volta sì e 4 anche lì non era meglio darlo via a 30 stecche? Non c'erano offerte. Non c'erano offerte, perché ieri sentivo altre trasmissioni che dicevano che c'erano ben 5 squadre con una da 30 milioni pronto a giugno. Sì, conoscendo un pochino l'ho visto in trasmissione ieri. Sì, ma conoscendo il modus operandi, diciamo, dei nostri 30 milioni gli avrebbero pagato anche il biglietto aereo. Ha segnato il Vittorio Falmec. Bene. 1-0 sulla Fersina Perginese. Primo risultato che si sblocca dunque Vittorio Falmec in casa. Ricordiamo il Vittorio Falmec in situazione di classifica Serie D, non Mattia, non proprio eccezionale, ma con la Fersina Perginese che è una Pergina che ha preso due giocatori nuovi, uno dalla Vibonese e uno non mi ricordo, sempre dal sud Italia, per cercare di riequilibrare, anche se a 7 punti mi sembra difficile riequilibrare qualcosa. Le Trentine è sempre difficile, escludiamo il mezzo Corona che è una realtà particolare, anche se dietro una società alle spalle, una zona come quella di Mezzo Lombardo e di Mezzo Corona, dove c'è una disponibilità economica. Tutte queste squadre trentine, io mi ricordo a Rovereto, dall'Arco di Trento, fanno fatica proprio ad avere i giocatori. Io direi anticipiamo la barra pubblicitaria, così facciamo... Scusami, prima volevo anche salutare un po' di amici che ci hanno scritto. Allora, un saluto a tutto lo studio, redazione compresa, vi auguro felice Natale e buone feste da Bruniera Michele. Ciao Michele! C'è anche un altro messaggio che riguarda il nostro gioco. Quindi non si firma il nostro amico, però dice Livorno Udinese 1-2, Pordenone Este 2-2 e Tamai Triestina 2-1. Bene. Anch'io ho un po' di messaggi di risultati sulla pagina Facebook. Benissimo, vediamo. Valentina, Pordenone Este 1-0, Tamai Triestina 1-2 e Federico, Pordenone Este 2-1, Tamai Triestina 3-2. Naturalmente Livorno Udinese già giocata 1-2. Sì, certo.
Vabbè, adesso vediamo cosa succederà. Per il momento, togliendo appunto Vittorio Falme di Fersina Perginese, è tutto sulla 0-0, mentre come sentivamo prima Vittorio Falme che è andato in vantaggio sulla Fersina Perginese per 1-0. Noi ci fermiamo, ci sono solamente 4 minuti di chi? Di pubblicità. Di pubblicità, anche a Natale. E di che? Ma sì, soprattutto a Natale. Soprattutto, quindi fate i buoni, seguite i consigli per gli acquisti e ci vediamo tra poco naturalmente qui. Nel salotto dell'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto,
domenica allo Sport Triveneto in poltrona abbiamo completato il salotto. Sì, finalmente. Allora presentiamo gli ospiti che sono arrivati nel frattempo. Luigi Bigotto, calciatore semiprofessionista e dirigente sportivo, già stato nostro ospite, bentornato. Buon pomeriggio. E Marco Visentini, campione di corsa in montagna. Poi sulla parola campione abbiamo discusso durante la pubblicità, lui non voleva, ma insomma hai vinto una medaglia e quindi si può dire campione. Palmo destro. Campioni, c'è una parola un po'... Atleta. Sì, ecco, atleta. Vabbè. Ti interessi di calcio, Marco? Di calcio proprio... Benissimo, quindi adesso ti interroghiamo. Boh, le ragazze sappiamo che sono tutte espertissime, dopo parleremo anche con loro naturalmente di tattiche 3-4-1, 3-4-2, ecco. Alberi di Natali vari, vero Cinzia? Abbiamo una telefonata per salvare sì, le ragazze. Dovremmo avere in collegamento Alberto Commisso da Tamai, pronto? Sì. Ciao, allora la situazione non è cambiata qua, siamo ancora 0-0, siamo arrivati al 20° del primo tempo, però io ho l'onore di avere in parte a me Elia Verardo, il presidente del Tamai, no? So che tu appunto insomma ci tenevi a sentirlo, ma soprattutto anche lui insomma ci teneva a sentire noi insomma allo studio e soprattutto a fare insomma i migliori auguri insomma di un buon Natale e felice anno nuovo. Posso passarlo così sono riuscito a fare 2 parole con lui? Assolutamente! Certo, siamo qui! Gli metto un attimo le cuffie così poi potete parlare con lui. Va bene. Intanto la San Vitese è passata in vantaggio sul mezzo Corona. È una bella notizia per le nostre squadre, quindi aggiorniamo la Serie D. Come? Gol di Giglio. Gol di Giglio. Ma tu hai delle notizie? Come fai a saperlo? Le faccio io. Presidente, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Noi vogliamo sentire da Tamai che ci arrivino le notizie che stanno arrivando ad esempio da mezzo Corona dove la San Vitese è andata in vantaggio. Sì, ho sentito. Per avere un buon Natale, no Presidente? Sentivo appunto del gol di Giglio, mi fa piacere per la San Vitese, speriamo di poter gioire anche noi oggi. Per adesso diciamo le due squadre sono ancora in fase di studio e non ci sono state ancora delle azioni diciamo pericolose da nessuna delle due parti, comunque siamo all'inizio diciamo della partita, perciò confidiamo. Certo. Presidente, guardando le ultime stagioni del Tamai, no? Voi siete sempre stati una squadra che punta molto sui giovani, sul farli crescere, su farli diventare calciatori naturalmente poi cedendole ad altre squadre e di solito riuscite anche a fare degli ottimi risultati negli ultimi anni. Quest'anno come mai c'è stato questo rallentamento di questa vostra grande storia degli ultimi anni appunto? Rallentamento nel senso della classifica voglio dire, perché di solito eravate sempre messi meglio. No, ho capito la domanda. Ma io penso che può succedere che dopo tanti anni che le cose funzionano a meraviglia, può esserci l'anno dove le cose vanno un attimino diversamente da quelli che erano i pronostici. L'obiettivo nostro è sempre quello di fare tutto quello che lei citava prima. Quest'anno abbiamo incontrato diverse difficoltà e ci sono tuttora sommate molto probabilmente al cambio. Quest'anno abbiamo cambiato moltissimi giocatori e sai, diventa difficile poi amalgamarli, è una questione di tempistica. E purtroppo io ci metterei anche in molti infortuni, anche oggi abbiamo la squadra molto rimaneggiata con 4 infortunati di spessore, è stata una buona occasione per il Tamai, purtroppo non è stata al meglio. No, dicevo portarci, è una nata così, però io penso che con il 2013, no, con l'inizio del campionato di ritorno le cose cambieranno. Ci siamo settati un attimino, abbiamo fatto delle scelte purtroppo in alcuni casi anche dolorose, però adesso penso che la squadra possa ripartire nel modo migliore. Io devo fare i complimenti perché avere il coraggio di tenere in panchina un allenatore, no? Come lei ha fatto, perché di solito il primo che paga l'allenatore via a casa e lei contro tante pressioni ha tenuto il sindaco Birtig, no? In panchina, che le ha dato la soddisfazione della vittoria a Pordenone intanto e comunque sta dimostrando che non è proprio solo colpa dell'allenatore se le cose non vanno benissimo. No, ma sono d'accordo con lei, noi abbiamo fatto una scelta, ma è una scelta non di oggi, è una scelta che risale da sempre, diciamo. Il Tamai ha sempre avuto storicamente degli allenatori che mantengono la panchina per tanti anni, a prescindere anche se l'annata magari non funziona per il meglio come quest'anno, però noi siamo convinti
siamo convinti della scelta e siamo convinti che anche quest'anno alla fine ne verremo fuori, faremo bene. Perfetto, Presidente, io voglio ringraziare da tutti noi di Telepordenone naturalmente uno splendido augurio di buone feste, di un ancora più bel 2014 per la sua squadra, ma soprattutto anche per tutta la vostra comunità che so che è sempre molto attaccata a voi. Bene, grazie, ricambio di cuore a tutto lo staff di Telepordenone e a tutte le persone che vi ascoltano domenicamente. Presidente, un attimo se la interrompo, c'è Mattia Pertoldi che vuole parlare con lei. Sì. Buonasera Presidente, una curiosità, il ritorno di Zambon, si è letto sui giornali locali che doveva andare alla Sanvitese, ma voi avete deciso di riportarlo a Tamai per non rinforzare una diretta concorrente. Ma allora intanto buonasera anche a lei. Zambon diciamo, è un giocatore del Tamai e come giusto aspettavamo fin dall'inizio del campionato un rientro sulla squadra. Lui meditava altre scelte, voleva provare altre esperienze, magari anche all'estero eccetera, non è stato fatto. Mi dispiace leggere che l'abbiamo tenuto per non rinforzare un avversario eccetera. L'abbiamo tenuto perché avevamo bisogno, perché come spiegavo prima sono andati via diversi giocatori, voi per scelta loro, per scelta nostra, eravamo rimasti un attimino sguarniti in attacco. Se consideriamo che oggi poi eravamo fuori ancora anche Monza, diventava difficile affrontare una partita come questa. È una scelta, se Zambon decideva di ripartire, di rientrare nel Tamai ancora in questo campionato, sarebbe stato ben accetto. Voleva fare altre scelte, poi alla fine non ci sono verate e è rientrato a Tamai. Grazie. Perfetto, grazie Presidente, ancora Bene, di buon grazie, Natale. altrettanto e auguri ancora a tutti voi. Grazie mille. Grazie Raddoppio mille. della Sanvitese. Esatto, arriva questa notizia, la Sanvitese dunque cala il secondo gol a mezza corona, quindi ribadiamo che in Serie D cambia solamente questo risultato, quindi mezza corona Sanvitese 0-2, ricordiamo Vittorio Falmec Fersina Perginese 1-0, tutto il resto sembra bloccato sullo 0-0, ricordando la vittoria di ieri del Marano nei confronti della Fincantieri in anticipo per quanto riguarda questa partita di sabato 21 per 4-0. Dunque abbiamo sentito l'opinione di tutti sull'Udinese, ma ci manca quella di Luigi Bigot che insomma è un cuore bianconero di vecchia data. La partita so che ieri l'hai vista insieme a un nostro carissimo amico, a Bruno Pizzo. Tutte le volte che a Cormon siamo assieme, l'accompagno anche perché faccio anche l'autista. Per lui non ha la patente. Anche il segretario è lui. Anche il segretario di Bruno. E allora abbiamo commentato ieri sera la partita assieme perché poi finita lui deve collegarsi per fare il suo commento. Oggi doveva essere qui, invece ieri sera mi ha detto guarda domani mattina parto nuovamente per Milano perché è una telecronaca per una squadra dei carcerati a Milano, non so in che campo o dove, e domani mattina ritorno a Cormons. Certo. Bruno Pizzul ha 11 nipoti e 3 coppie di figli e arrivano a Cormons il 26 in 17. Ecco, ma lui ci tiene a sottolineare. Certo. Per l'Udinese abbiamo delle opinioni non diverse a Bruno, ma ho sentito prima i commenti di qualcuno qui dei presenti. Il rischiare sempre di giocare la seconda parte del campionato non va mica sempre a segno così, ne ha fatti per 2 o 3 anni, no? O 2 perlomeno. Il calcio è naturalmente sono opinioni diverse di ognuno, è bello anche per questo, certo. Però quest'anno è un po' in ritardo rispetto alle ultime 2 o 3 annate. Ha gente nuova, tutto quanto, ha molti giovani, ma Guidolin è parecchio tempo che è anche in crisi psicologica secondo me, è stressato. Di Natale non è più come gli altri anni perché si vede che ha certe difficoltà, certe altre annate aveva delle reti da segnare, le ha segnate con la Juventus, un coso proprio, aveva 2 occasioni da rete e non le ha fatte perché se di Natale quel giorno lì segna l'Udinese vince con la Juventus e ha fatto 2 o 3 partite anche con la Fiorentina eccezionali, anche da con vecchia Catania, Udinese, anche con Catania, anche se ha perso, sì. perché ha giocato pressando tutta la partita.
E certe volte il calcio è anche con una fortuna, vince uno il campionato perché prende il palo e va dentro, la seconda prende il palo e va fuori, è anche un po' di fortuna oltre al gioco, così è. Io vorrei sapere da Viorica se è concorde con il nostro amico Luigi, so che tu segui Io sono in panchina. Segui... No, lei già in panchina. Tu sei in pole position, sei sei in pole l'assistente di position. Omar, che è in panchina. Whisky, cola e pole position, vai. Sai come ti invidiano tutte lì vicino a Omar No, hai una Costantino? No. No. Il più bel giocatore, tanto lo chiediamo a tutte le ragazze, il più bel giocatore di calcio secondo te? Shevchenko, no. Dai, non suggerire. Shevchenko è anzianotto, voglio dire. Non ha nessuno preferito. Beh, Shevchenko cos'ha? 40 anni? 40 anni. Anzianotto. Beh, quanti anni hai Viorica, anche se non si chiede? Quindi Ma vanno di modi maturi, Se vanno di modi maturi, non tirare l'acqua al suo... Non tirare l'acqua al suo bambino. No, mica ho detto i marci. Non ho detto i marci, ho detto i maturi, è diverso. Abbiamo un collegamento, Gemma? Sì, GP, prima volevo salutare anche Giovanna. Dice auguri di buone feste a tutti da Bruno e Giovanna di Pordenone. È arrivato un messaggio. Ciao, tanti auguri a me anche non a lo voi. chiedi, vero, il calciatore più bello, eh? Chi è il calciatore più bello? Ma tu è Battistuta non sa neanche più come è fatto un campo di calcio, Gemma. Va bene, allora ce n'è un altro che non so come è fatto, non è un giocatore ma è un inviato e petta. Senza di lui non potevo passarmi le ferie bene. C'è Robby che volevo salutare. Salutiamolo. Roberto, buon pomeriggio. Ciao Gemma, ciao Giovanni, come state? State bene? Buon pomeriggio, noi stiamo bene, siamo natalizi. Allora io so che ti disturbiamo. Vi sto vedendo, per la prima volta vi sto Ci vedendo. stai guardando? Pensavo sì. fossi al lavoro perché mi avevi detto in settimana che oggi pomeriggio eri al lavoro. No. Infatti sono al lavoro, sei al però mi sono spostato appositamente per rispondervi. Ho capito. Di conseguenza. Allora Roberto, facciamo un flashback di 24 ore, un po' meno. Non male, malissimo è andata ieri. Ricordiamo sì, Marano, diciamo Vittorio che... Marano Fincantieri Monfalcone 4-0. Prego. Allora, diciamo che effettivamente non è che il nostro intendimento fosse quello di andare a portare via dei punti in un campo importante come quello di Marano, però noi ci proviamo sempre, dopo in qualche caso siamo stati anche fortunati. Nel caso specifico ieri abbiamo affrontato una squadra decisamente molto forte, se posso esprimere un mio parere è la più bella squadra come tipo di gioco eccetera che abbiamo affrontato durante il girone di andata. Forse il Pordenone ha qualcosa di più come struttura e come risultato finale, diciamo, di un percorso incominciato qualche anno fa, però a livello di squadra devo dire la verità una gran bella squadra. Dal numero 7 Rovereto a Sottovia, Rondon, a Ferretti, cioè nomi che diciamo in questa categoria penso una gran parte di squadre se li sognano, ecco. Certo. Dopo, se posso continuare così nella disamina della partita di ieri, abbiamo incominciato un po' sottotono, dopo 10-12 minuti abbiamo subito il primo gol e durante l'azione del primo gol si è infortunato il nostro portiere Contento, che per fortuna, almeno stando agli esami fatti ieri sera all'ospedale Monfalcone, non dovrebbe avere delle fratture, però insomma è dovuto uscire ed è entrato al suo posto il numero 12 Petranca, un giovane 94 appena arrivato. E da lì, diciamo, il portiere, tra l'altro il portiere di Serra ha fatto bene, anzi ha fatto subito appena entrato un intervento su Ferretti che ha sventato un gol sicuro praticamente. Però dopo ci è stato concesso, naturalmente, tanto ormai siamo abbastanza abituati a questo, un rigore quantomeno discutibile. Dal 2-0 lì siamo un pochettino andati, non dico in barca, ma non abbiamo più fatto il gioco che potevamo fare fino a un attimo prima, ecco. Certo, adesso dopo la pausa, io e Roberto parlavamo durante la settimana, ci dovrebbe essere, adesso magari ce lo conferma meno, l'anticipo, vero? Il sabato 4 gennaio Monfalcone e Pordenone? No. Allora noi il giorno 5 gennaio giochiamo a Vittorio Veneto con il Falmec. Ah sì, scusa. La prima giornata del ritorno, e abbiamo chiesto l'anticipo al Pordenone che ci è stato gentilmente concesso, l'anticipo al sabato 11. Sabato, ho confuso le date, scusa. E quindi diciamo che in pochissimo tempo incontrate le due capoliste.
Sì, non è che sia un momento molto favorevole, però, insomma, ripeto, noi ce la giochiamo con tutti, dopodiché ci sta di non fare un risultato, cioè la squadra di ieri alla fine ha fatto 44 punti su credo 51 disponibili, cioè penso siano fuori da qualunque portata, ecco. Certo. Roberto, niente, noi ti salutiamo naturalmente, ti ringraziamo, sei sempre presente, auguriamo a te e a tutti gli amici della Fincantieri Monfalcone uno splendido Natale, che questi giorni di sosta del campionato servano proprio ai vostri giocatori, alla vostra società, per tirarvi su, anche se in classifica non siete proprio malissimo. Siamo sempre sullo stesso, eravamo su quando eravamo ultimi, penso adesso che abbiamo qualche squadra dietro. Posso solo finire una nota di colore, che tanto io te le metto sempre in mezzo, no? Allora, ieri a Marano Vicentino ci ha seguito un pullman di tifosi, che poi appunto comprende anche il nostro solito chiosco itinerante, quindi a fine partita abbiamo proseguito nel festeggiamento assieme anche ai tifosi del Marano Vicentino. Abbiamo portato il prosciutto, abbiamo solite cose, salame, formaggio eccetera, e si sono aggregati a noi i tifosi del Marano Vicentino, quindi una sorta di ennesimo gemellaggio con le tifoserie avversarie, che penso sia, come ti ho detto più volte, il giusto sistema di seguire le proprie squadre. E abbiamo brindato assieme tutti i tifosi con giocatori, tifosi e tifosi avversari. Ecco. Bene. Allora tanti auguri anche da parte mia, da parte di tutto lo studio. Io vorrei seguire una partita, però voglio vedere questo chiosco. Mandami. Contraccambio l'11 come di gennaio siamo a Monfalcone. Siete invitati l'11 gennaio a Monfalcone, quindi è di sabato, quindi più di qualcuno non potrà vantare delle scuse. Quindi vi aspetto lì al comunale di Via Goito. Benissimo, grazie ancora, tanti auguri a tutti voi. Grazie Roberto. Grazie a voi, tanti auguri. Ciao a tutti, tanti auguri. Ciao. La Finodora Montebelluna 1-1. Ecco. Scusa Giovanni, perché si è sbloccato il primo risultato in Serie A, Verona 1, Lazio 0, gol di Luca Toni. Una bella dormita. Del portiere? No, della difesa? Intanto ha segnato la Juventus in questo momento. Eccola lì. Eccoli qua. Ecco. Tevez. Sempre lui, Adesso ci ha preso gusto Tevez, no? Nell'ultima partita la mette dentro spesso e volentieri. Il problema è in Champions, sono 4 anni che non segna. Senti, Giovanni, scusa, voleva dire una cosa adesso, no? Sul gol di Tevez. No, prego. Ci spieghi il gol? Viorica. No, guarda verso la telecamera. Ti piace? Ti fanno il replay. Aspetta che ti fanno vedere ce l'avesse con me, dai, no. Ti fanno un primo piano di Tevez, Viorica. Ti piace Tevez, la Pash? Vediamolo. Allora è da ricordare. No, benissimo. Bocciato. È stata proprio sicura, categorica. No. Allora, ricapitoliamo la Serie D quando siamo più o meno a 7-8 minuti dalla fine dei primi tempi. Giorgione Belluno 0-0, Mezzo Corona San Vitese 0-2, Pordenone Este 0-0, San Paolo Padova Sacilese 0-0, Tamai Unione Triestina 0-0, Trissino Valdagno Dro 0-0, Unione Ripa Montebelluna 1-1, scusatemi, Vittorio Falmec Fersina Perginese 1-0, dei primi tempi della Serie D un po' statici, diciamo, già in clima prenatalizio si vede che il panettone comincia a fare i suoi effetti nelle gambe dei giocatori, vero Mattia? Tu che ti intendi? Se la San Vitese dovesse portare a casa questo risultato sarebbe importantissimo. Cosa succede alla classifica? Beh, la San Vitese va a 15 punti naturalmente comincia e si forma un gruppone pazzesco Tamai? intorno ai 15 punti. Esatto. Tamai a 14. Tamai a 14 sta pareggiando. Diciamo che la Fersina Perginese ormai è persa. Cosa succede? Suggerimenti estetici da parte Suggerimenti estetici? Bellissimo. Voglio sapere anch'io che suggerimento gli hai dato. Di cambiare gamba. La ginocchia all'altezza degli occhi. Dunque, ripartiamo con il nostro studio. Gaspare, tu ti intendi di calcio? O tu sei solamente legato al... Non sono appassionato. Non sei appassionato? Anche Luca Perrino l'altro giorno, l'altra volta che è venuto, ci aveva detto sì, ogni tanto guardo, ma preferisco... Ho i figli che sono molto appassionati entrambi al calcio, tifosissimi dell'Udinese. Beh, già è bene. Qualche volta andiamo in contrasto perché il televisore in soggiorno è monopolizzato ormai
Mandaceli qui una domenica. Volentieri. Domenica pomeriggio Vi vengono ospitiamo a guardare le partite e tu hai il televisore lì. il Chievo a Torino. Questa non è una bella notizia per noi. Come no? È ottimo, no? Dici di sì? Certo. Mica dobbiamo giocare a fare la corsa sul Chievo. Ma come vabbè, in questi tempi qua? Sì, voglio dire. Forse è una delle poche volte che do ragione a quello che dice Guidolin, facciamo i punti per salvarci, perché io l'ho sempre criticato negli altri anni. Però adesso obiettivamente non puoi paragonare il Livorno, Sassuolo, Chievo, il Catania di quest'anno. Tecnicamente è una squadra che è nettamente superiore, insomma, poi avrai momenti difficili, ci sarà problemi, però insomma quando decidi di giocare gioca, non è che... Poi storicamente da quando c'è stata la riforma a 20 squadre con i nuovi diritti televisivi, delle 3 ne ho promosse, togli l'anno che sono venuti su Juventus, Napoli e Genoa, certo. Vabbè, sono realtà diverse, 2 su 3 retrocedono. Questa è statistica. Statistica pure, perché vedi Livorno e Sassuolo fanno proprio fatica ad allestire delle rose competitive, non perché non abbiano soldi, perché Squinzi è uno, perché non ti vanno, i giocatori non vanno a giocare. Quindi dopo la terza è sempre un po' un punto di domanda, però secondo me quest'anno il Catania lo vedo abbastanza messo male. Ma anche lì il Catania rispetto all'anno scorso non mi sembra che la squadra l'abbiano proprio stravolta. Ma non c'è più la Monaco. C'è più la Monaco, direttore sportivo e Cosentino, che non si capisce bene che ruolo abbia. C'erano sempre questi rapporti con il Sud America, per cui arrivano tanti giocatori argentini, certo. Però onestamente parlando lo Monaco era un dirigente che sapeva fare gli affari, ha cambiato comunque l'iter del mercato, perché il Catania prima non prendeva nessun giocatore in prestito, certo. Adesso sono quasi tutti in prestito, e tu sai che un giocatore in prestito non ti rende come uno che è in comproprietà. Del Rio e Squinzi, Squinzi, sì. E lo Monaco è andato a Messina, ha comprato il Messina in C, dalla D alla C, adesso sta cercando di portarlo in prima divisione, vediamo cosa certo. Cambiate un po' gli equilibri. Anche il Bologna però c'è tutto giocatori importanti, no? A parte Gilardino, poi... Però Pioli in panchina che uno... È andato? No. Oggi ha vinto, però mi pare che... Vabbè, se lo manda via dopo oggi è follia. Ma ha salutato tutti, nonno Barcera era commosso, aveva forse perché dal 15° al secondo tempo tutto lo stadio ha cominciato a intonargli il cotto. Ma mi pare che avevano già un accordo con Baggio. Con Baggio. Con Baggio in panchina? Sì, ma anche lì che scelta è, metti in panchina uno che non ha mai allenato per salvarti. Esatto. Allora vi do un tweet che è appena arrivato sul Bologna, perché Guaraldi dice avanti con Pioli. Ecco. Se lo cacciava oggi era follia. No, ma era così, era la vigilia. Ha la squadra dalla sua parte, la città dalla sua parte. Gli ha veduto tutti, sta facendo i miracoli. Sì, anche un po'... Naturalmente Laura sa benissimo la situazione del Bologna, vero? Perfettamente. Qual è il giocatore del Bologna che ti piace di più, Laura? Dai, ma che domanda difficile però. Facciamo tutti. Se vuoi ti dico quello che ti piace di più. Chi è quello che ti piace di più? De Rossi. Chi? De Rossi. Giocava nel Roma. No, gioca ancora nel Roma. Non è che giocava. Non l'hanno ancora annientato e neanche venduto. No, non è vecchio. Diciamo è capitato futuro, ma fra qualche anno se continua a giocare a Totti. Passato prossimo, più che futuro. Tortellini invece ti piacciono? Certo. Scusa, che De Rossi naturalmente copre il ruolo di attaccante, perfetto. Mattia Bertoldi concorda. Non è proprio vero. Giocano Gervinho, Totti e De Rossi. Diciamo che i suoi gol li ha fatti comunque De Rossi, anche in nazionale, quindi voglio dire. Vabbè, anche certi portieri hanno segnato, non è che però sono degli attaccanti. Però De Rossi ha segnato il rigore in finale di Coppa del Mondo. Insomma, diamoglielo. Chi quello? De Rossi. De Rossi, uno dei 5 che ha segnato il rigore. Sì. Abbiamo un collegamento telefonico, vediamo se è cambiato qualcosa su qualche campo con i quali siamo collegati. Pronto? Abbiamo Alberto Commisso. Giovanni, potrebbe cambiare un qualcosa fra qualche secondo, perché Stamai adesso beneficerà di un calcio di rigore. Atterramento praticamente in area di Vianello ai danni di Bolzon al termine di un nazionale, sta per partire, il Stamai è passato in vantaggio al 41esimo esattamente, è stato veramente un rigore battuto alla perfezione, l'ha segnato Furlan Federico, pallone a sinistra, portiere a destra, quindi il risultato quando siamo al 42esimo minuto del primo tempo cambia, quindi Tamai 1, Unione Triestina 0. Alberto, il rigore c'era? Non c'è più Alberto. Non c'è più.
quindi rimarremo in sospeso C'è il rigore? se c'era o no rigore. Vabbè, nel prossimo collegamento alla fine dei primi. C'è la nebbia? Non ha visto bene. Non ho visto bene. Allora ricapitoliamo la Serie D, a parte Giorgione Belluno 0-0, Mezzocorona San Vitese sempre 0-2, Pordenone Est sempre 0-0, San Paolo Padova Sacilese 0-0. A Tamai si è sbloccato il risultato con un rigore appunto per il Tamai, quindi Tamai Unione Triestina 1-0, Trissino Valdagno Drò 0-0, Unione Ripa Montebelluna 1-1 e Vittorio Falmec Fersina Perginese 1-0. Per quanto riguarda la Serie A invece, Omar? Atalanta 0, Juventus 1, Roma Catania, Sampdoria Parma, Sassuolo Fiorentina 0-0, Torino 0, Chievo 1 e Verona 1, Lazio 0. Quindi i primi tempi anche in Serie A come in Serie D. La Triestina, nonostante anche 3 nuovi innesti, Bussi, De Pretis, Burato, non riesce. Burato abbiamo saputo che è in panchina prima, Sì, no? sì. Anche Non so oggi. gli altri due se Bussi, gioca. lui gioca. Tu Mattia hai notizie sicuramente più di noi, come mai non c'è Botta? È un infortunio, no? Sì, è infortunato. Dicono, da quello che ho letto sui quotidiani di Pordenone, che comunque abbia accettato anche una sorta di ridimensionamento economico pur di rimanere a Tamai, perché ho dato la parola. E c'è anche un problema regolamentare perché Motta risulta svincolato ufficialmente dal Novara, anzi è rescisso il contratto a stagione in corso, per cui se vuole andare nei professionisti può fare un solo trasferimento quest'anno, sai che non puoi giocare con 3 squadre diverse in un anno, per cui ti che arrivi una buona offerta, non so, dal Venezia, Sparo vicino, piuttosto che da un'altra squadra, può andare soltanto a gennaio, mentre i dilettanti il mercato si chiudeva il 18 di dicembre. Perfetto. No, perché era rimasto questo dubbio, io avevo sentito appunto che era infortunato, ho chiesto appositamente a Mattia che è più informato di me. Comunque la moglie sta bene perché ieri era a Sky. No, ma ha fatto una scelta, è d'accordo. È eccezionale. Sì, è vero. Giorgia, Cioè, ognuno guarda ormai. No, mi piace. Io guardo il calciatore, lui guarda le mogli dei calciatori. lui le mogli, chi ci gira le hostess. insieme. Ma sì, che è questione di lavoro. No, è che lui finisce prima, no? E dopo fa un giro, vede il panoramico, vede chi c'è. Cioè, in pratica lui segue i giocatori, lui segue le mogli. Esatto. Gli dividete i compiti così. È il Vi do tutor, un è po' il di tutor, risultati. È una sinergia che c'è. Ha pareggiato l'Atalanta. Segnano tutti. L'Atalanta ha pareggiato. Con quel piccoletto, come si chiama? Adesso si gira, magari Se si gira riusciamo a Alvarez, leggere. come si chiama? Maxi Morales. Maxi Morales. Comunque ricordiamo Atalanta 1, Juventus 1. Questo risultato al momento è un po' clamoroso. È anche meritato, va detto. È anche quello meritato. che si vedeva, sono al il 15esimo gol della del primo Juventus tempo. era nato da una classica azione da grande squadra, però l'Atalanta stava mettendo in seria difficoltà la Juve. Allora, per quanto riguarda la Serie D invece, Giorgione 1, Belluno 0, Vittorio Falmec 2, Fersina Perginese 1, La Fenadora 2, Montebelluna 1. E questo è un risultato più che altro clamoroso in Serie D, no? La Fenadora che in questo momento va in vantaggio sul Montebelluna, Fenadora che è sempre rimasta dall'inizio del campionato, come si diceva prima, nelle paludi della bassa classifica, che però già da domenica scorsa e con questa domenica si sta tirando fuori, anche perché Montebelluna non è proprio una squadretta, con Pasa in panchina sta facendo un gran campionato, una squadra Montebelluna formato esclusivamente da tanti giovani, grazie appunto a Pasa in panchina riesce a fare degli ottimi risultati, vero Mattia, rispetto a quella che... Una squadra che sta facendo molto bene, veramente, ma storicamente è uno dei migliori settori giovanili del Trivento, tanto è vero che anche da lì sono partiti poi diversi calciatori, sono arrivati fino nei professionisti. Lavorano molto bene con i giovani, ogni anno, un paio di volte l'ultimo decennio, sono stati ripescati, sono retrocessi ai play-out, però è una squadra che in Serie D ha dimostrato di starci molto bene. Certo. Dunque, mancano pochi istanti alla nostra barra pubblicitaria, chiedo alla regia se ci sono altri collegamenti, se non altro per vedere i fine dei primi tempi, i commenti. Sembra di no. No? Allora io direi andiamo subito in pubblicità, anticipiamo il tutto in maniera che dopo abbiamo più tempo per collegarci con i campi, soprattutto dovremo andare a sentire a Tamai, Come è andato con questo rigore? Esatto, Se c'era o non c'era? sentire il parere anche di Emilio Ripari oltre che del nostro Alberto Commisso e naturalmente gli altri campi e capire anche con Perosa, scusatemi, come mai il Pordenone non è ancora in vantaggio, perché insomma... L'Est non è mica una brutta squadra. No, assolutamente, però aveva abituato il Pordenone a partire forte, comunque di solito le ultime 3-4 partite segnava alla fine del primo tempo e invece al momento non abbiamo ancora avuto Dario. solo 0-0, ma ci avrebbe chiamato Dario. Bene, allora ci fermiamo per la pubblicità. Per 4 minuti e poi torniamo nel salotto dell'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi.
In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi! Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Benissimo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, eccoci rientrati. Bene, tra poco dovremo avere i collegamenti per tutti i finali dei primi tempi naturalmente, e soprattutto vorremmo sapere l'opinione da Emilio Ripari per quanto riguarda questo rigore proprio alla fine del primo tempo dato al Tamai. Sì. E abbiamo proprio Emilio forse, pronto?
Eccoci qua, eccoci qua. Allora Emilio, un primo tempo mi sembra così e poi è arrivato questo rigore. Abbastanza gradevole, insomma, botta e risposta da una parte e dall'altra, le squadre non hanno creato occasioni clamorosissime, la Triestina ha fatto decisamente di più, ha dimostrato di avere una maggiore forza d'urto, gli avversari si sono difesi con parecchio affanno e disordine, ma ripartendo sempre in maniera propositiva e ficcante. A 4 minuti dall'intervallo l'episodio con Bolzon, che spesso sui rilanci delle retrovie tende a trattenere i difensori alabardati, prima ha trattenuto d'astuzia Vianello, che dopo 5 minuti appena nel primo tempo è subentrato all'infortunato Pimazzoni. Bolzon si è riuscito a creare così lo spazio sulla fascia, la palla è arrivata ad un compagno che con un colpo di tacco l'ha servito molto bene all'interno dell'area di rigore. Vianello a quel punto era in ritardo e in scivolata ha atterrato il numero 7 delle Furie Rosse. Ammonito Vianello ha rischiato anche in quel caso l'espulsione, visto che Bolzon si era presentato a tu per tu con Del Mestre. Calcio di rigore poi trasformato con un piazzone sinistro dal numero 10 Furlan, che ha spiazzato imparabilmente Simone Del Mestre, quindi vantaggio del Tamai. Si respira un'atmosfera di cauto ottimismo, perché comunque la Triestina ha creato molto di più dei padroni di casa e dimostra, se vuole, di poter fare assolutamente male alla squadra del sindaco Birtig, che però, rispecchiando in pieno quello che è il carattere del proprio mister, fa discrete bardicate, gioca con grandissima grinta, spesso ricorrendo al fallo tattico e sistematico. Per il momento dalla Palma lascia abbastanza giocare, per la Triestina serve un cambio di marcia nel secondo tempo per portare via un risultato positivo da questo campo. Situazione nebbia in deciso peggioramento, per il momento si può comunque continuare ancora a giocare, speriamo però che si fermi qua la situazione, perché già a pochissimi metri dall'esterno delle recinzioni del comunale di Tamai non vediamo più un H, come si suol dire. Bene neanche tanto, però dai, teniamo duro ancora 45 minuti, 50 Emilio. Ma sì, alla peggio andiamo a berci un buon brulè nel fornitissimo bar qui di Tamai di Brugnera. Benissimo, allora più tardi Emilio, grazie anche per questo ulteriore collegamento, vediamo se riusciamo a raggiungere anche Dario Perosa per farci dire che cosa è successo in questi primi 45 minuti a Pordenone, dove si affrontano appunto a Pordenone Est. Ricordiamo il Pordenone in caso di pareggio quest'oggi verrebbe raggiunto dal Marano Vicentino, e poi andremo a controllare per differenza reti se per la prima volta cederà lo scetto di capolista, Marano, sì. Perché lì si gioca sulla differenza reti. Ricordiamo che ieri ne ha fatti 4 Marano, pareggiando oggi Pordenone non so in questo momento chi sarebbe prima delle due. Vediamo Gemma se abbiamo qualcuno in linea. Direi di no. Cucù. Vabbè. Sembra che non ci sia nessuno. Sì, GP, eccolo. Dario, allora, com'è stato questo primo tempo di Pordenone Est? È stato come temevamo quasi tutti, perché il Pordenone è costretto a reagire al sorpasso del Marano per l'anticipo di ieri, la vittoria 4-0 sul Monfalcone, e un Pordenone che non è sceso in campo tranquillo. Infatti per i primi 45 minuti abbiamo visto praticamente solo l'Este che è stato pericoloso in diverse occasioni. Ha cominciato il Pordenone con un diagonale di Zanardo al secondo minuto, ma poi anche Carreri non è, dopo l'uscita che ha sbagliato a San Vito, che ha causato il momentaneo pareggio della Sanvitese, evidentemente non è più tranquillo neanche lui, perché anche in questo caso ha sbagliato un paio di uscite. Sulla prima poi si è salvato buttandosi a valanga sui piedi di Mazzeo, ma poi al 17esimo c'è stato un diagonale di Rubo, poi al 19esimo ancora Mazzeo si è reso pericoloso. Il Pordenone ha aspettato il 24esimo per la prima vera occasione, quando Zubin se n'è andato, e poi ha cercato un pallonetto che il portiere avversario è riuscito ad arzionare con la punta delle dita, e poi ancora un'altra volta al 43esimo, prima di uscire, ancora Est pericoloso. Il pubblico rumoreggia, non è contento, non è soddisfatto. L'Est è fino a questo momento padrone del campo e soprattutto del centrocampo che il Pordenone invece sistematicamente ha dovuto scavalcare alla ricerca di palloni lunghi che siano preda di Zubin o di Zanardo, ma così non è stato. Zubin come sempre lotta, un leone veramente, ma un Pordenone deludente rispetto al solito. Sappiamo anche, è vero, che il Pordenone di solito entra in campo nel secondo tempo, no? Tu mi dicevi gli ultimi minuti del primo. Esatto. Sì.
di solito, ultimamente anche gli ultimi minuti del primo, ma principalmente nel secondo tempo. Allora restiamo fiduciosi, anche perché abbiamo visto Oliveira scaldarsi e magari il cacciatore di rigori troverà il modo di far salire in classifica ancora Zubin. Perfetto, grazie. Perfetto. Sì, perfetto Dario, lo salutiamo intanto. Grazie Dario, ci sentiamo dopo. Naturalmente linea aperta per te. Stanno per cominciare, ricordiamo, i secondi tempi della Serie D, mentre stanno per finire i primi tempi della Serie A. E allora, sì, siamo alla mezz'ora di gioco di questi primi 45 minuti. Allora ricordiamo Atalanta-Juventus 1-1, Roma-Catania 1-0, Sampdoria-Parma e Sassuolo-Fiorentina sono ferme sullo 0-0, il Chievo sta vincendo in casa del Torino per 1-0 e Verona-Lazio 1-1. Quindi in virtù di questi risultati i due Edi cosa pensano rispetto alla classifica dell'Udinese? Un attimo, abbiamo un collegamento e poi vi do la parola. Sì, abbiamo Pierantonio Stella che ci manca oggi, giustamente. Benissimo, Pierantonio. Eccomi Giovanni. Allora, finito il primo tempo, com'è stato questo primo tempo di San Paolo Padova Sacilese? Ma primo tempo sostanzialmente senza grosse emozioni, due azioni pericolose per parte, una della Sacilese con un diagonale potente di Baggio più o meno dopo 10 minuti, mentre nel finale di tempo il San Paolo è andato vicino al vantaggio con un altro diagonale di Franceschini. La Sacilese ha recriminato per un possibile rigore non concesso, un'uscita molto molto energica del portiere su Fabbro, l'arbitro non ha ravvisato gli estremi. Per il resto direi una gara, ripeto, non particolarmente spettacolare, forse anche a causa di un campo comunque molto scivoloso e assolutamente non in buone condizioni. Ecco, devo comunicarti che sarebbe una bella occasione, Ghiotta, se la Sacilese vincesse, perché il Belluno sta perdendo e quindi scavalchereste e arrivereste terzi solitario al Giro di Boa. Esatto, abbiamo saputo anche noi questa notizia e mi auguro che negli spogliatoi Zironelli sappia motivare dare la carica anche appunto sulla scia di questo risultato per noi favorevole. Perfetto, Pierantonio, naturalmente ci sentiamo più tardi per i tuoi aggiornamenti sempre graditi da Padova, appunto, dove, ripetiamo, si gioca a San Paolo Padova Sacilese. Io stavo guardando la classifica per capire i gol fatti dal Pordenone e dal Marano. Allora, direi che il Pordenone ne ha fatti 38 e il Marano 36. E 6 e 11 sarebbe, anche col pareggio sarebbe primo il Pordenone. Sì, comunque resterebbe primo. Per differenza reti. Cambia non un granché, no? Allora, il Pordenone è il 6, il Marano 11. Marano 11. GP, abbiamo ancora un collegamento, ci manca Alberto perché ha un ospite, allora Benissimo. Alberto Comisso. Allora, da Tamai, oggi Tamai Giovanni, gettonatissimo. Oggi è il pomeriggio degli ospiti. Chi hai Alberto, chi hai? Sono tutti che vogliono farci appunto gli auguri. Io Benissimo. sono Carniello, che è l'assessore all'associazionismo, all'istruzione e alle attività produttive del comune di Bruniera. Ero a pranzo prima con lui perché sono andato al pranzo sociale d'atletica Bruniera Trollintagli, ci ho parlato un po', gli ho detto guarda che devo fare il collegamento con Del Pordenone, allora gentilmente lui appunto si è offerto per farci gli auguri e un po' anche per parlare di questo Tamai che oggi sta andando alla grande. Lui è riuscito a vedere qualche scampo del primo tempo, quindi un attimo ve lo passo così vi saluta e fa gli auguri e vi racconta anche di questo Tamai. Benissimo, allora attendiamo che passino le cuffiette. Le cuffiette con microfono, vediamo se c'è l'assessore. Buon Eccomi pomeriggio. Qua. Buon pomeriggio. Grazie a voi e buon ascolto a tutti i radioascoltatori. Allora, qua siamo a Tamai e stiamo vedendo una bella partita e diciamo che, come dire, il bilancio del primo tempo è stato che a fronte di una partenza coperta e guardinga del Tamai, poi piano piano la stessa squadra si è fatta coraggio, ha attaccato ed è anche riuscita ad andare in vantaggio proprio concretizzando questa superiorità territoriale che ha avuto verso la fine del primo tempo. Ecco, adesso c'è una bellissima azione, ecco, siamo in area, passaggio, ecco, peccato, è sfumata quasi un'azione da gol. Dicevo, sicuramente il Tamai ha concretizzato la superiorità territoriale dell'ultima parte del primo tempo, andando in vantaggio con un rigore che a nostro avviso è corretto e meritato. Certo.
Quindi questo è di buon auspicio per il proseguo della partita. Ricordiamo che il Tamai ha un grande bisogno di punti per uscire proprio dalle sabbie mobili in cui in qualche modo da solo si è andato a finire, e pertanto siamo fiduciosi che, voglio ricordare come è andata a finire con il Pordenone, addirittura in trasferta, dove il Tamai, come dire, contrariamente a tutte le aspettative e anche tradizioni, perché se non erro è la prima vittoria che il Tamai fa proprio a Pordenone, e con il Pordenone di quest'anno poi dominatore assoluto del torneo e quindi papabile vincitore del campionato. Ecco qua, altra occasione da gol clamorosa di testa su un cross dall'esterno area davanti al portiere da solo. L'attaccante ha proprio fallito il colpo di testa, peccato. Benissimo Assessore, allora sì. Noi abbiamo altri collegamenti, dobbiamo salutarla, naturalmente voglia gradire lei e tutta la sua giunta comunale, ovviamente. Certo. Tutta la città di Brugnera, con tutte le frazioni di Brugnera, che ci sono tantissime da quelle parti, sì. E devo dire anche dei bellissimi impianti sportivi, quindi... Sicuramente l'attenzione da parte nostra verso lo sport e il volontariato in generale. Esatto. Chiudo solo dicendo tanti auguri di buon Natale e buon anno, ne abbiamo tutti un gran bisogno, a tutti i radioascoltatori. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di fare questi auguri. Grazie, tanti auguri a lei. Grazie, ringraziamo l'assessore, naturalmente tutta la città di Brugnera, ricordiamo Tamai, incredibile, ma è una frazione di Brugnera ed è in Serie D, più o meno come Chievo, no Edi? Ad altri livelli chiaramente. Ma no, non credo mica, perché Chievo è un sobborgo di 6.000 abitanti, non è che... Tamai è più piccolo ancora. Sì, ma col comune di Brugnera no, ma Tamai come Tamai è ancora... Solo che appunto Chievo in alta, Tamai in dietro. Esatto. Allora, vediamo la Serie A, è cambiato qualcosa, Omar? Rispetto al precedente collegamento. GP, c'è un messaggio che è arrivato da parte di Mauro al nostro numero, dice: ho deciso, mi piace la Babba Natale Laura. Gemma, cioè doveva dai anche pure decidere. il mio numero. Allora, non so, vuoi che te la incartiamo, te la mandiamo con la slitta, vieni a ritirare tu, vuoi un SDA, decidi. Tu, anche perché Natale è tra 3 giorni, quindi sì, coi tempi dei corrieri anche, no? Ti conviene accompagnarla personalmente. Vabbè, faccio anche il corriere adesso, mi manca di fare solo quello. Perché poi io so che Silvia è molto addentro nelle cose di calcio, mi diceva insieme a, appunto, prima ho sentito Santa Claus ieri sera da casa, mi ha detto parla con Silvia soprattutto di Juventus e Milan, perché lei sa di tutto, anzi mi sembra che Silvia sa già il risultato di questa sera di Inter-Milan, in anteprima. Come fa? Babbo Natale, perdonami, gliel'ha detto Babbo Natale. Qual è il risultato di questa sera, Inter-Milan? 3-1. Come? 3-1. 3-1, per chi? Inter. No, non si accettano i suggerimenti da quest'altra assistente di Babbo Natale, no? Ma, visto che facciamo tutte queste domande, Babbo Natale è bravo? Simpatico o è un vecchio rompiballe? È molto buono. È molto buono, bene, siamo contenti. Si taglia con un mancherebbe. Come ci mancherebbe? Se non è buono lui. Vabbè, ma sono brontoloni le persone, no? Anche il Babbo Le persone Natale. un po' anziane, dici? Esatto, un po' anziane, esatto. Una curiosità, a Babbo Natale piace più il panettone o il pandoro? Questa è una cosa. Secondo me è mandorlato. Secondo me il pandoro con la stella, che è quello che fai col gelato, e poi, vabbè, cose buone, natalizie. No, non ha risposto però. Il panettone. Il panettone è un tradizionalista. È un tradizionalista. Va bene, ringraziamo naturalmente anche Silvia, dopo parleranno tutte le nostre amiche qua che appunto si sono offerte gentilmente di farci compagnia in questa domenica natalizia. Torniamo ai due Edi, dunque si parlava prima di vari collegamenti, no? Per quanto riguarda questo periodo adesso che andiamo a, e anche Mattia Pertoldi ovviamente, che andiamo ad affrontare, ovvero sia questa riapertura delle liste per quanto riguarda il calciomercato e questa stop del campionato che metterà in condizioni le squadre di diciamo tornare a fare una piccola preparazione, cosa che all'Udinese è sempre riuscita bene. Ritenete che a Udine ci sia bisogno di qualche rinforzo o basta che la squadra continui così, magari con qualche assestamento tattico, appunto vediamo il caso di Natale di cui si parlava prima, cioè in pratica a Udine ci sono già le risorse per fare un buon finale di campionato o serve un qualcosa di più? Ma guarda, se diamo un'occhiata a quanto accaduto negli anni precedenti, l'Udinese a gennaio vende più che comprare. Cioè, servirebbe sicuramente un attaccante, ma credo che da questo orecchio non senta. No. Quindi Mattia, forse qualcuno se ne andrà, ma è difficile che arrivi qualcun altro. Mi sembra sono tanti tra parentesi sulla lista di partenza. Beh, numericamente siamo anche troppi. Sì.
non avendo le coppe, se no è la Coppa Italia, ma sono poche partite, non è sicuramente un impegno paragonabile all'Europa League. E vedendo i numeri ci sono giocatori che fino a questo momento non hanno giocato neanche un minuto, 17 partite. Merkel, Jetson, Milinar, giusto per fare qualche nome. Sì. Anche Zielinski ha giocato poco. Michael Suez ha giocato spezzone. Sì, diciamo che secondo me a gennaio più che altro sfoltiranno, perché che compri qualcuno a gennaio la vedo un po' difficile, anche delle ultime dichiarazioni del Paron. Radio Mercato dice che per giugno è già arrivato l'erede di Basta, si chiama Edenilson Andrade de Souza, 24 anni dal Corinthians, 97 partite e 3 gol con la maglia del Timao. Il problema è che non puoi portarlo a gennaio perché l'Udinese ha già occupato tutte e due le caselle da extracomunitario, quindi o lo si compra adesso, il costo del cartellino sarebbe sui $4 milioni, o lo si compra adesso e lo si lascia in Brasile fino a giugno, oppure si fa una cosa del tipo già fatto con Gabriel Silva in Aldo, cioè un finto prestito ad una squadra amica che abbia ancora una casella libera, Gabriel Silva a Novara, Naldo a Bologna, e poi a giugno lo porti qua. Chiaro che un investimento di questo genere su un giocatore già comunque affermato, perché poi ha giocato la Libertadores, è convocato in nazionale, prelude presumibilmente la presenza di Basta, che ruolo è quello. Basta 29 anni, non è un mistero che insomma sia Mazzarri che Andanovic lo vorrebbero a Milano. Andanovic penso che la casa. No, ma anche perché vuol dire l'Inter gioca con Jonathan adesso esterno destro, ma basta un pochino meglio, no? Beh, direi. Edi, ma quindi si parla di un giocatore che verrebbe in sostituzione di Basta e non si parla a giugno, ma si dovrebbe già parlare a giugno la prospettiva delle rediti di Natale, stante ce l'abbiamo in casa che dovrebbe essere Muria. Stavo dicendo stante Muria che gioca 2 partite e si rompe per 2 mesi. Loro puntano su questo. Diciamo anche che a questo punto del campionato parlare di acquisti è anche inopportuno perché non è che sul mercato troveresti un elemento in grado di fare la differenza. Quindi come hanno già detto loro, c'è l'opzione o l'acquisto ventilato a giugno di un'altra infornata di sudamericani o di altri giovani di talento che poi verranno girati magari alle consociate Watford o Granada. E si dice che a gennaio Merkel, Raneghi, Jetson perché non trovano permesso di soggiorno vadano al Watford, ad esempio. Un Watford che è in classifica è messo malissimo. Infatti ha appena cambiato allenatore anche la GB. Un attimo collegamento con Alberto, mi pare. È lui, se non fosse lui oggi veramente. Cioè non riesce a stare senza di noi. No. Assolutamente, anche perché ragazzi qua abbiamo di fronte un super Tamai che ha raddoppiato, io veramente sono esterrefatto. Sì, era una Triestina che aveva cominciato anche col figlio giusto, però questo Tamai veramente ha le pile non cariche ma carichissime, la caricate al 1000x1000 e al 10° minuto, quindi ha raddoppiato. È stata, io devo raccontarvi un'azione strepitosa, bellissima, si è sviluppata tutta sulla fascia sinistra e c'è stata una ripartenza velocissima di Zambon, si è fatto un 40 metri di galoppata, ha corsato al centro per la corrente Furlan che di piattone, forse anche complice una deviazione di un difensore della Triestina, e ha raddoppiato appunto le distanze. È stato una scottata per Del Mestre che è rimasto praticamente sulle gambe, non è neanche riuscito a intuire e a intercettare il pallone, quindi questo Tamai abbiamo veramente ragione oggi di chiamarle furie rosse, perché hanno veramente stanno dominando la partita e hanno soprattutto quasi perché mi tocco veramente ipotecato la vittoria 2-0 12° minuto, quindi adesso quando manca poco più della mezz'ora veramente la Triestina dovrà fare i salti mortali, non soltanto per pareggiare a questo punto ma anche per vincere. Già un pareggio potrebbe essere oro, ma difficilmente, guarda per come si sta mettendo le cose, gli alabardati riusciranno, credo, a pervenire al pareggio. Beh, nel calcio dobbiamo sempre stare attenti a certe affermazioni. Infatti io sono scaramantico. A certe affermazioni, perché è successo più volte che nel giro di pochi minuti si è ribaltata la situazione. Infatti ho detto che mi sono toccato, Giovanni, sono molto scaramantico. Alberto, scusa, però ci vedo una domanda tecnica. È meglio la partita o la cena con l'Anastasi? Perché ti sento molto pimpante, non so perché. Allora, guarda, per essere veramente sincero, era meglio la cena con l'Anastasi. Beh, direi. Guarda,
non capita tutti i giorni insomma, di avere una bellissima insomma, ragazza in parte, soprattutto una collega che veramente fa della professionalità il suo biglietto da visita. Comunque anche la partita insomma si sta mettendo sul binario giusto, siamo contenti per la Triestina, un po' meno per l'Emilio che di fronte a me lo vedo molto imbronciato, povero lui, e quindi vabbè, ma comunque ovvio. Comunque erano stati tanta roba, devo dirti, sì. Quindi... Nel frattempo la Samp... no, questi sono dei live. No, dicevo Alberto che sicuramente è meglio una cena al ristorante con l'Anastasia che stare allo stadio a vedere Tamara e Triestina. Su questo non c'è dubbio. La nebbia su questo non c'è dubbio. E la temperatura che sta scendendo, esatto. Quindi guarda, per essere il 22 di dicembre sarebbe stato meglio di nuovo con l'Anastasia. Benissimo, allora grazie di questo aggiornamento. Allora aggiorniamo gli aggiornamenti della Serie D, andiamo a vedere quello che sta succedendo quando sono passati più o meno 15 minuti del secondo tempo. Giorgione Belluno 1-0, a Mezzocorona San Vitese, Mezzocorona 0-2, cioè 2-0 per la San Vitese, scusate, Pordenone Est 0-0, San Paolo Padova Sacilese 0-0, a Tamai abbiamo appena sentito il raddoppio del Tamai, quindi Tamai 2, Triestina 0, Trissino Valtagno Dro 0-0, Unione Ripa Montebelluna 2-1 e Vittorio Falnec Fersina Perginese 2-1, questo per quanto riguarda la Serie D. Quando riguarda invece la Serie A, pochi minuti dal tè, riepiloghiamo i risultati perché si è mossa un po' la situazione. Allora, Atalanta-Juventus 1-1, Roma-Catania 1-0, Sampdoria-Parma 1-0, Sassuolo-Fiorentina 0-0, Torino-Chievo 0-1 e Verona-Lazio 2-1. Ma perché a pochi minuti? Guarda che il tè si beve alle 5, non alle 4. Non siamo in Inghilterra, nel campionato inglese si beve alle 5, in quello italiano nell'intervallo. Chiedo scusa. Pensavo solo vin brûlé. Due argomenti seri. Sì, guarda che hai sbagliato studio. Dovevi andare. Questo non è lo studio da argomenti seri. No, ma vorrei sapere così qual è l'opinione che ti presenti. No? Sono accaduti due fatti in settimana. Il primo è che una squadra di ragazzini è stata ritirata dall'allenatore Birindelli perché sugli spalti i genitori si stavano scazzottando. No? Il giudice sportivo, il giudice sportivo ha dato persa la partita e ha tolto un punto alla squadra che si è ritirata. Benissimo. Secondo fatto è la squalifica ad Acerbi, un ragazzo che ha avuto un cancro al testicolo e che si è riacutizzato con il riacutizzarsi del male, ha preso un farmaco che risultava dopante. Il giudice sportivo lo ha squalificato. Ecco. Allora, il regolamento è una cosa, credo che il buon senso sia un'altra. Volevo sapere. Ecco, adesso abbiamo subito il collegamento e poi sapere anche l'opinione. C'era un rigore per la Triestina, forse l'hanno già tirato, vediamo. Vabbè, sentiamo. Sì, e non ho anche segnato, qua c'è un discorso, io veramente, forse ho sentito un cellato il Marocco. Se cerca, dice che la partita è finita con 2-0. Mi avete tolto il collegamento e hanno segnato un rigore per la Triestina. Chi ha segnato? Godeas? Godeas ha segnato il portiere intuito, ma insomma Godeas veramente ha calciato un rigore magistrale e nel presente è stato anche espulso Capitan Petris, insomma reo di aver incastrato un tiro sulla linea di porta, quindi il risultato cambia nuovamente, insomma adesso Tamai 2, Unione Triestina 1 e adesso la partita è tutta riaperta. Ecco, senti, ma il rigore c'era? Allora sì, il fallo sì, era assolutamente fuori discussione, c'è stato, Petris insomma si è trovato sulla traiettoria della palla, gli è venuto forse spontaneo insomma toccarla e quindi all'arbitro che il signor della Palma di Milano non è rimasto altro che a segnare insomma il penalty 11 metri e per Godeas naturalmente insomma, c'è stata questa piccola soddisfazione di aver segnato, almeno accorciato le distanze, quindi appunto 2-1 adesso la partita, come vi dicevo, quando mancano più di 20 minuti al fischio finale è riaperta, quindi staremo tutto a vedere adesso. Benissimo, grazie Alberto, naturalmente sempre linee aperte per gli aggiornamenti, si sta scaldando molto il campo del Tamai nonostante la nebbia e appunto il brutto tempo. Dunque partiamo prima di andare in pubblicità, facciamo un primo giro appunto con questi due fatti, squadra ritirata dall'allenatore di ragazzini perché i genitori si menavano e naturalmente la cosa... Persa la partita, un punto di penalizzazione. Ecco. Allora Edi, queste situazioni qua io fermo i campionati giovanili, o li faccio giocare a porte chiuse, o li fanno giocare anche in Serie A a porte chiuse. No, è stata una decisione saggia secondo me perché
Diciamo questo, che oggi non me ne vogliano i genitori, ma i genitori stanno diventando un po' troppo invadenti, tra virgolette, sui campi degli incontri giovanili. Io ho giocato a calcio per molti anni, nelle giovanili mia madre non l'ho mai vista allo stadio e mio padre veniva a bere il bicchiere al chiosco. Adesso invece c'è questo, addirittura danno dei consigli agli allenatori su come far giocare il figlio, quindi è giusto che gli arbitri prendano dei provvedimenti. Cosa ha detto Losi? Losi ha detto che avrebbe voluto allenare una squadra di orfani. Questo è pesantissimo. No, è vero, ha detto così. Sì, anche perché i genitori sugli spalti per i figli danno i numeri. Tutti campioni. E quindi. Poi per quanto riguarda il caso di Acerbi, sì, è una cosa, appunto, come ha detto Edi, che andrebbe valutata. Bisogna agire con il buon senso. Questo giocatore ha avuto un tumore ai testicoli da cui si è ripreso, deve assumere dei farmaci. Adesso poi ha avuto una ricaduta, valutiamo questo tipo no, ma lì è l'errore è del medico sociale, c'è un regolamento molto chiaro, c'è la sostanza dopante, loro non ti dicono che tu quella sostanza lì non la puoi prendere, devi comunicare che la devi stai comunicare prendendo. prima ma io penso e avere l'autorizzazione, no, se no non verresti squalificato. Cioè è successo in 3 anni anche all'Udinese che uno per un particolare problema prendesse un farmaco con cortisone, ad esempio, cortisone vietato vietato dalla UADA, veniva comunicato una settimana prima, arrivava l'autorizzazione da parte della procura antidoping ed eri a posto. Ma una volta che si è saputo puoi anche revocare, insomma. No, non puoi revocare il farmaco, sei no, tu società revocare che la devi... squalifica, voglio dire, a un certo punto un minimo di allora farà ricorso e probabilmente la revocheranno, però la commissione antidoping riceve il fascicolo, risulta dopante. Io credo che lo sapessero, ha preso il regolamento proprio in maniera licita. No, l'errore è che non lo comunichi. L'assurdità è quella del discorso relativo al giocatore, insomma, che Pirindelli ritiri la squadra, il giudice sportivo squalifichi la squadra, cioè non dai un buon esempio. Ma infatti Pirindelli voleva dare un buon esempio. Prima, no? No, ma lì sì, ma lì sul doping lì purtroppo il regolamento è quello, io concordo con quello che ha detto Mattia, nel senso che se il medico sociale ha ritardato la comunicazione cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto, Ceolini contro non so cosa, sono squadre di Serie A con medici di Serie A che devono sapere a memoria i regolamenti. Sì. Quindi sei pagato per quello, se succede a me io ti prendo e ti mando a casa. Dal momento che poi sai cosa c'è alla base, devi essere più elastico e revocare perlomeno la squalifica. Ma non può revocare la commissione. Farà ricorso, la Cassazione del calcio gliela toglierà, immagino, così come immagino possa togliere i 3 punti, cioè la partita persa la facciano rigiocare, gli toccano il punto. Lì la vedo difficile. Ho capito, ma allora veramente si giustificano atteggiamenti da parte di persone mature che non lo sono affatto. Dai. Luigi, tu che hai vissuto tanto nel calcio, a calcio anche ai livelli nazionali popolari, non stadi e cosa. Sarebbero discorsi molto lunghi. Queste due situazioni. Se devo, per l'esperienza che uno della mia età ha avuto, non esisteva questo tipo di calcio, è maleducazione. Sì. I genitori, quando mai? Mio papà, che era presidente degli arbitri della sezione più forte d'Italia, che aveva 2 arbitri internazionali, mai mi avrebbe detto ho criticato un qualcosa, assolutamente, come tutti i papà che avevamo della nostra età, insomma, no? Io ho fatto anche l'allenatore del settore giovanile, ho giocato in 14 società, tra semi-pro e dilettanti, fino a tarda età. Anche il comportamento nello spogliatoio, ho fatto il capitano in diverse società, finito l'allenamento si doveva o si impostava i vecchi di andare fuori assieme, perché si fa squadra fuori del campo, soprattutto. E allora a un certo punto, oggi parlando anche con Bruno Pizzolo, anche io ho giocato con Oliviero uguale, ma come mi sono trovato tante volte, ma come i giocatori mettono sulle cuffie di oggi, parli un'ora e poi ognuno per conto suo. Non è un comportamento di qualche, non voglio fare il nome, ma è intuibile, un grande giocatore che fa delle cavolate. Quando eravamo noi quello era escluso, certo. Oggi sono troppi interessi, certo. La faccenda poi distruttiva del calcio è proprio i genitori per i giovani, ma quando mai? È un anticalcio, è una maleducazione, non c'è cultura, ecco questo. Purtroppo sì. Volevo ritornare un attimo, se ti permette, sulla faccenda dell'Udinese, no? Per quanto riguarda i difensori, no? Allora l'Udinese ha lasciato andare via Angella, ha fatto andare via Pasquale, l'abbiamo detto diverse volte. E il più forte difensore della Serie A è quello con la Roma.
quello voleva andare via. Va bene, però gli altri due non volevano andare via. ai ripari, no? Sì, Ecco, e lì non ci sono. Insomma, perché certo, c'è però che non sta giocando mezze punte ne ha a sufficienza l'Udinese. Devono fare esperienza, d'accordo, sono tutti giovani, ma non possono non farla perché hanno un'età per migliorarsi. Ecco, lì la società secondo me ha fatto un buco. E Quadrado e Candreva? Però Quadrado errori clamorosi. Quadrado non la testa. Quadrado e Candreva volevano andare via perché non stavano bene con Guidolin. Questo è andato rifatto. Allora a un certo punto fai una scelta, o difendo l'allenatore o difendo il giocatore. Volevo dire un'ultima cosa, Sì, prego, se permetti. Io ho parlato con Barbaresco, che era un arbitro di mio padre, arbitro nazionale, e l'ho invitato se viene qui, se siete d'accordo, perché ha scritto un libro. Ah, volentieri. Ecco, bello magari nell'occasione. Certo, presentiamo il libro di un grande. Me lo ricordo io ancora, Barbaresco. Comunque ha ragione. Piccolo aggiornamento: Unione Ripa, la Fenadora 3, Montebelluna 2. Incredibile. Ha ragione su due cose, uno su Angela e su Pasquale. Che Angela è un giocatore che l'anno scorso ha giocato 18 partite, se non vado errato, ed si è sempre fatto trovare pronto, bravo sui calci piazzati. 4 gol. 4 gol di cui 3 al povero Sorrentino. E Pasquale l'errore è un altro, perché tu hai tolto a Gabriel Silva, che è un ragazzino, la vera concorrenza. E infatti Gabriel Silva per 3 mesi si è seduto. Certo. E sarebbe un terzo, quello che è andato alla Roma. No, ma Benassia. Scusa, no, non la Roma. Quale? No, anche uno straniero. Ma che è rimasto in Italia? No, nel Napoli. Armero dici? No, Armero bene. Meglio che Armero chiamò. Sì, chiami a Napoli. Faccio una telefonata a Napoli. Non vedono l'ora di sbolognarsene. Allora, blocchiamo un attimo qua la discussione perché si sta accendendo. Dobbiamo Armero dobbiamo andare in pubblicità. Tra poco rientriamo, vi daremo la fine dei primi tempi della Serie A, riepilogo naturalmente la Serie D che stiamo per arrivare più o meno a metà del. Ha segnato l'Este? Ha segnato l'Este? Pordenone. Attenzione, ha segnato l'Este. Allora, prima in pubblicità e poi ci colleghiamo naturalmente con Dario Perone. Tra poco. Anche tu. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana.
20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Posso fare una richiesta a Mattia? Quando ti arrivano gli aggiornamenti, tu li dai a me così faccio bella figura e mi danno un aumento. Ecco, grazie. Sì. Perché nel frattempo si è aggiornato anche il mio iPad. Vabbè, Adesso... Non ti dai i marcatori. Non mi dà niente, non mi dà niente. Hai toccato nel vivo. Allora abbiamo, che cos'è il vivo? Abbiamo Dario Perosa da Pordenone per la sorpresa, l'Este va in vantaggio. Proprio così, non è neanche tanto sorpresa però Giovanni, però come vi avevo detto nel primo tempo è un Este che è stato direi quasi padrone del campo in tutto il primo tempo. Infatti in avvio di ripresa, nonostante l'ingresso di Oliveira al posto di Zanardo, l'Este ha continuato a tenere bene il campo. Nel 23esimo, 8 minuti fa circa, è passato in vantaggio con Mauro appena entrato al posto di Donus, un cross dalla sinistra di Rubbo. Mauro è salito mezzo metro più in alto dei difensori nero-verdi, ha colpito di testa e ha messo in gol. Quindi è in vantaggio e da allora in pratica non è che il Pordenone sia riuscito ad organizzare una reazione. Sta cercando con le unghie e con i denti di portarsi in avanti, ma l'Este fa buona guardia. È un Pordenone anche un po' confusionario oggi. L'ho detto, il fatto che il Marano abbia giocato in anticipo e abbia operato il sorpasso probabilmente ha messo i neroverdi in uno stato d'animo poco adatto per riuscire a centrare quello che è l'obiettivo, cioè diventare campioni d'inverno. Ricordiamo che in questo momento qui il Marano ha un punto di vantaggio sul Pordenone, quindi ultima giornata di 17esima, se la partita del Bottecchia finisse così il Marano sarebbe campione d'inverno. Vale qualcosa? No, agli effetti pratici non vale niente, però ricordiamo che 8 volte su 10 chi è campione d'inverno poi alla fine per statistica proprio diventa anche la squadra che vince il campionato a maggio. Pordenone che cerca di reagire, sostituito dal pubblico del Bottecchia, però c'è tanta confusione in campo. 1-0 per l'Este, siamo giunti al 34esimo del primo tempo. Del secondo tempo, scusate. Grazie Dario, naturalmente ci sentiamo più tardi se succede qualcosa e ovviamente in tutti i casi per la fine del primo tempo. Torniamo in studio, se nel frattempo non ci sono altri aggiornamenti, no mi sembra. Allora facciamo un riepilogo della Serie D e vediamo subito a Giorgione Belluno 1-0, a Mezzocorona San Vitese Mezzocorona 2-0, a Pordenone Este 1, Pordenone 0, San Paolo Padova Sacilese 0-0, Tamai Triestina 2-1, Trisino Valdagno Dro 0-0, Unione Ripa Montebelluna 3-2,
Vittorio Falmec, Fersina, Perginese 2-1, questi i risultati della Serie D quando mancano più o meno 10 minuti barra un quarto d'ora a seconda dei recuperi. Dunque stiamo parlando prima della balla pubblicitaria proprio di questo episodio increscioso successo in un campo dove si giocava una partita giovanile, dove l'allenatore ha ritirato la squadra in quanto sugli spalti si manevano allegramente i genitori, e poi sul caso doping appunto di un giocatore che per motivi di un brutto tumore prendeva dei farmaci dopanti, non è stato probabilmente, come diceva Mattia Bertoldi, comunicato a chi di dovere, il giocatore è stato squalificato appunto nonostante si stesse curando e non si stesse drogando. Ad esempio nel baseball possono succedere queste cose, che si menano i genitori durante una partita di giovani? Come parlavo prima con il signor Edi 1 o Edi 2, è differente, Edi Fabris e Edi Bertoldi. Nel baseball, come in tutti gli sport, i genitori nelle categorie giovanili tentano di entrare nella discussione, preparare la squadra, cioè come nel calcio uguale. Però non sono mai arrivate alle mani, e così anche nelle categorie maggiori non siamo mai arrivati alle mani durante le partite. I giocatori ogni tanto così vanno alle mani, diciamo. Vanno alle mani. Ma quello fa parte, diciamo, anche del gioco. Diciamo che è tipico del baseball, però all'esterno la tifoseria esatto, è avanti. Perlomeno tentano di andare alle mani, poi vengono separati, si vede anche in TV queste ammucchiate in centrocampo. Sì. Però sugli spalti più di qualche tra virgolette insulto non si va oltre. Ma sa qual è il problema? Io credo che il calcio purtroppo ormai ha un giro di miliardi. I genitori hanno l'ambizione o la speranza che il figlio possa arrivare a certi livelli, e quindi c'è questa pressione che negli altri sport non c'è. Ok, nel calcio posso capirlo, sì, ma nel baseball non c'è questa. No, ma infatti per questo questa dico, nel calcio però succede. lo stesso il genitore tende nelle categorie giovanili una malattia che... Ma secondo me è una malattia della nostra epoca, che anche nel mondo dello spettacolo è così, no? I genitori fanno tanta pressione perché vogliono avere un figlio che sia il protagonista. Parlando sempre all'intervallo con i signori, qua dicevo, quando ero bambino io che andavo alle elementari, il maestro quando combinavo la marachella me le dava, perché quella volta era così. Arrivavo a casa, contavo ai miei genitori, mi riprendevo dai genitori la seconda volta, quindi poi ho imparato a stare zitto. Adesso se un genitore viene a sapere che è successo un qualcosa, che il figlio è autore di una marachella, anche se lieve, cioè ha già sentenziato, è colpa del maestro, quindi si parte già, o del professore, poi dipende dai livelli di scuola, si parte già con un presupposto sbagliato, anzi se si arriva pure a denunciare si va anche alla denuncia, certo. E questo è sbagliatissimo. Passata in vantaggio la Juventus? Sì, Omar? Sì, sono iniziati i secondi tempi, dunque la Juventus da un minuto è in vantaggio a Bergamo, 2-1 adesso la situazione, ricordiamo Roma-Catania 1-0, Sampdoria-Parma 1-0, Sassuolo-Fiorentina 0-0, Torino-Chievo 1-1 e Verona-Lazio 2-1. Lì nella regia, che mi sembra abbiamo un aggiornamento telefonico. Mi sembra che Gemma si diverta un sacco con i nostri inviati. Si dimentica di... Bruno di Trieste. Oh, ciao Bruno! Sì, salutiamolo. E cosa ti ha raccontato che si sentiva non fino si qua? può dire in onda, però lo salutiamo. Non si può dire in onda. Quindi robe interessantissime. Stiamo diventando una trasmissione anche a luci rosse. Il rosso è predominante quest'oggi in questo studio. Sì. Ma cosa dici che ho messo il bobolo davanti? Ma me l'ha consigliato Cinzia. Ti dona tantissimo, devo dire. Hai la faccia da persona molto intelligente. Prego. C'è un collegamento, c'è Dario Perosa in linea. Mi sembrava infatti prima. Pronto Dario? Emi Libra Zubin del pareggio del Pordenone, splendida punizione di Zubin, solo con una provetta il Pordenone poteva passare oggi con l'Este, ed è stata una provetta, un calcio di punizione dal limite dell'area, un paio di metri oltre l'area. Attenzione perché adesso l'Este è di nuovo in avanti. Dicevo, una punizione quasi dalla altezza, la metà destra dell'area, splendida la punizione di Zubin che ha scavalcato la barriera e si è infilata nel fute alto alla destra di Bevilacqua. Siamo giunti a questo punto al 39esimo del secondo tempo, Pordenone 1, Este 1. Diciamo che il Pordenone ha ancora qualche margine ovviamente per riuscire a ribaltare il risultato, anche perché Mattia, e dopo torniamo sul discorso, ha i giocatori dell'ultimo colpo.
Sì, ruolo per Oliveira, anche gli ultimi due. Beh, Esatto. il difensore Oliveira può sicuramente spostare gli equilibri, però mi sembra che il giocatore in più sia sempre e comunque Zubin. Sì, quello che in questo momento sta facendo la differenza per quanto riguarda l'attacco del Pordenone. Dunque torniamo da Gaspare sul discorso per chiudere. Sì, no, volevo rilasciare un attimo all'allenatore del Monfalcone che ha detto che a fine della partita ieri hanno fatto poi sempre loro, sì, salame e formaggio. E nel baseball diciamo che a certi livelli quando la squadra va fuori o vengono altre squadre fuori è una cosa normale. Cioè noi offriamo il nostro locale e gli altri offrono il loro locale, quindi finita la partita, chiuso il risultato, chi ha vinto, chi ha perso, ma C'è sempre il terzo tempo. finisce il terzo tempo, si finisce e poi si riprende il viaggio Così di come- ritorno quando Certo. si va fuori in trasferta e anche lì si continua. Ovvio, a prescindere a prescindere dal risultato. Chiaramente poi durante la settimana si fanno i resoconti in campo durante gli allenamenti, il perché e il per come si è perso o vinto la partita, ma finito il gioco, finito l'incontro, c'è la fettina di salame, il pezzo di formaggio e ma è una normalità nel baseball. Marco, invece nell'atletica certe situazioni estreme non mi sembra di averle mai sentite, voglio dire, di genitori che si infervorano, che arrivano alle mani. No. Beh, intanto non è uno sport di squadra, è già Se non si mena da secondo me. solo. Beh, non è uno sport di squadra, ma quando si Ma va si mena da solo. non c'è uno sport di squadra, ma quando si vanno a fare le gare si compete Sì, ma non c'è con il problema tutti dello gli altri spogliatoio, però. ragazzi, no? Sì, no, ma non c'è mai questo Che c'è una scorrettezza mentre corre, che non ti hanno gomitata, non so, ma boh, sai qualcuno Sì. che ok, magari scorretto, Sì, o perché magari sei davanti, no, tu dietro, perché i primi sono sempre diciamo si cerca di partire davanti per chiaramente Avere più spazio, avere meno problemi con le braccia Sì, e che anche dopo con i alla piedi, fine, no? cioè, su una gara di 90 km è chiaro che c'è quello che parte in volata, però sono 90 km, cioè, quindi anche se parti tranquillo, anche se parti per ultimo recuperi, ma c'è quello sempre che vuole. Com'è il movimento adesso dell'atletica in Friuli Venezia Giulia e in Veneto? Beh, da quello che risulta a te? Non c'è Beh, più, diciamo, non è come, come chiaramente una volta, come il calcio, no, Sì. ma non è, capito, quindi non c'è considerazione come diceva prima, cioè Sì. il calcio chiaramente, cioè più, cioè qua il campione mondiale ce n'è uno e quello lì è pagato, poi il secondo, cioè non ha. Non ha Sì, sponsorizzazione. non è un professionista. proprio, noi abbiamo Tadei Più che è uno forte, Naldo Moro è forte perché è forte, però se lui va a fare una gara deve sborsare fuori per Quindi prendere lavorate- magari 1.000 euro, Sì. però rischia magari di cadere giù da una montagna. che non è Però uno lui sport ha da avuto un avversario che ha dovuto fermarsi in una gara che era in testa. Raccontami. No, boh, ho fatto una gara nelle Alpi Giulie che è una gara, loro la considerano un trail che diciamo non dà, cioè una gara di 120 km. Ma lo mette, insomma. Sì, no, ho provato per vedere come, diciamo, siccome ognuno, magari uno è forte nei 5.000, uno nei 10.000, ho detto ma magari in queste gare qua arrivo a andare magari dopo, difatti i primi 30, ok, va, dopo magari non soffro, quindi posso fare 50, cioè vado via bene. Chiaramente deve avere l'allenamento. Beh, direi. Magari l'anno scorso facevo, non so, 50 km al mese, adesso ne faccio magari 100 a settimana. Addirittura. Sì, Ma se l'episodio? vuoi. Come? L'episodio che ha ricordato il signore? Raccontami. Sì, Longhissimo, l'episodio, diciamo, longhissimo. siamo partiti perché quelle gare lì partono a mezzanotte che devono tenere dentro le 48 ore, quindi si partono al venerdì e dopo l'ultimo, diciamo, sono dei cancelli orari, quindi se non arrivi ti fermano. Mi è capitato, siccome la nota è lì sul Canin non è il massimo proprio, anche siamo arrivati sul ghiacciaio, quindi l'avevano già, era il mese doveva essere 1° giugno, no, sì, il 1° giugno l'hanno fatta a fine giugno, temperatura meteo, diciamo, nevicava sopra, ma robette da. Sciocchezza. Insomma arriviamo giù, dopo lì, cioè sono partito davanti, ok, avevo il ragazzo dietro, era 5 minuti da me, cioè si era, anche per non essere proprio da solo. E dopo
un'oretta che si correva assieme, lui si è cambiato, poi io mi fermo, cambio le scarpe perché era umido, ma boh, io ho detto vado. Inizio a partire, salgo su nella Val Resia, lì hanno 3 orsi, diciamo, quella zona lì. Cioè, arrivo su, avevo fatto 300 metri su e ti vedo questa sagoma grande che è impatto come, sono girato e giù subito a prendere l'altro, no? Poi mi fa, ma cosa fai? Io ero il cuore a palla. Mi fa, no, ma non fa niente, però sai, è bello, io ho sentito proprio andare giù, lui è scappato chiaramente, che scappa, però non è una cosa molto bella. Ma sai cosa gli ha detto? C'era anche Bubu. Beatamente. Ma e voi correte, cioè in questa situazione siete praticamente al buio o avete delle torce? Hai la lampadina una qui? Pila, lì chiaramente sì, avevi dei punti ogni 20 km, avevi qualcuno, ma se no lungo il percorso. Sì, io ho trovato Come si chiama? Insomma, sul canin con la pila e l'orso di notte. Come si chiama questa disciplina? Ma quelle lì sono gare ultra trail, diciamo, che vanno oltre i 60 km. Sono gare anche... Ma c'è anche quella che si fa a 90 km, poi 60 di PC, di nuoto? Sì, quello è triathlon. Sì, ma che fisico devi avere, onestamente? Non so. Diciamo che... sì, bisogna allenarsi, chiaramente. Capita che devi uscire anche 3 volte al giorno. Dopo dipende uno come vuole fare... uno dice faccio, ma tanto per. Uno dice, è chiaro, quando vedi che dai risultati hai sempre quello scalino in più. Ma cosa spinge un ragazzo ok, mi piace quello, fare 120 km al buio in montagna? A piedi, la sfida contro... È una sfida che per vedere fino a dove tu arrivi, diciamo, oddio, una sfida, ma dici, ma magari vado bene, come dicevo prima, magari uno è bravo nei 5.000, uno nei 10.000, io diciamo vado un po' bene dappertutto, anche nelle mezze maratone, insomma non le chiudo bene, però mi piacciono più... Tragitti lunghi, insomma. Sì, inizio, è una questione mentale, perché c'è qualcuno dopo i 50 km che... È capitato anche qualcuno che è morto in qualche gara, perché diciamo qualcuno anche dorme e corre, sono cose un po' oppure fanno microsoniche. Microsonico vuol dire blackout? 5 minuti, si mettono giù, poi ripartono su gare di 300 km. 300 km a piedi? Sì, ma in montagna, quindi con un dislivello di 24.000 metri. 24.000 salita, 24 discesa, quindi sono 48.000. Non è umano? Non è umano. Ma non l'ho mai sentito, dove corrono queste cose? Non so io. Tordisan, che viene fatto in Val d'Aosta, fanno tutto il giro. È una gara che non è, diciamo, quello che voglio fare io adesso avevo fatto una... Ma non fate mica 300 km di fila, vi fermate? No. Cioè 5 giorni di fila a camminare? No, per fare io ho fatto... l'ultima che ho fatto era giù a Casola Valsegno, che è Vicenza, mi pare, sì. Lì ho fatto 65 km con un dislivello di 4.200, quindi 8.400 in 7 ore e un quarto. Per quante ore corri di fila? Senza dormire? 7 ore e un quarto, lì, quella gara lì. Dopo quelle di 100 corri sempre, corri. Ok, cammini in salita magari e discesa vai. Ma i 300 km sono curioso io. I 300 km, il primo l'ha chiusa uno spagnolo, perché diciamo prediligono, sono gli spagnoli che sono più... Ma era in macchina, E l'ha chiusa, mi pare, il spagnolo in 58 ore. Di fila? 58. Con i microsonni e i microincubi. Bene, dobbiamo fermarci un attimo, c'è la pubblicità, ma rientriamo a parlare di microsonni. Nel salotto dell'altra domenica. Di Natale e di quant'altro, sì. Lo sport Triveneto in poltrona, 4 minuti di pubblicità. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Eccoci qui. Bene, allora linea subito a Omar Costantini per avere gli aggiornamenti, perché in Serie A è Sì, e intanto che eravamo dietro le quinte con le babbe Natale, la Serie A si è data da fare. Innanzitutto la Roma, se non erro, 3-0 sul Catania, il Parma ha pareggiato a Genova, dunque Sampdoria 1, Parma 1, e il Verona è andato sul 3-1 contro la Lazio, dunque Verona 3, Lazio 1, mentre le altre partite Torino-Chieva 1-1, Sassuolo-Fiorentina 0-0 e come detto la Juventus conduce sempre sull'Atalanta per
2-1. Nel frattempo arriva anche un sms al nostro numero di sms 348 294 7672. Guidolin è un ottimo tecnico ma presuntuoso, ha lanciato diversi giocatori ma ne ha scartati e bruciati ancora di più, vedi Candreva e Quadrado, sto leggendo, ma farà lo stesso con Muriel, Zelinski e altri giovani che non accettano il suo gioco, prevalentemente solo difensivo e non creativo. E non ama Guidolin. Evidentemente no, non è un ammiratore. E soprattutto non lo conosce. Io da quel poco che segui il calcio, ma non mi sembra una persona presuntuosa. Esatto. No, assolutamente. Tutto gli lo vedo più umile che presuntuoso. È il contrario. Esatto. Forse qualche volta non rischia proprio. No, ma poi nel calcio, ma come penso in tutti gli sport, è facile dimenticarsi anche dei risultati, no? Ma Sanchez chi l'ha fatto esplodere? Chi gli ha trovato la collocazione per poi andare? Assolutamente lui. Isla, chi l'ha trovato? Pereira, chi l'ha fatto esplodere? Chi è cambiato? È arrivato... Ti ricordi Marino schierava Sanchez come laterale, sinistro o destro? Esattamente. No? Inler, chi ha cambiato ruolo? Sì. Diciamo che col senno di poi c'erano Candreva, Quadrado e altri giocatori che adesso l'Udinese farebbero comodo. Ma allora, di qualità è che lui ma l'anno di Quadrado, allora parliamo l'anno di Quadrado, chi avresti tolto? Isla? D'accordo. No, perché Benassia dietro, Candreva, chi toglievi? Sanchez? Sì. Anche il Tanque sarebbe stato bravo. Allora, vediamo, abbiamo anche una chiusura di primi tempi, vediamo che abbiamo il telefono pronto. Giovanni, Alberto, ti comunico che è finita qui a Tamai e il Tamai quindi è tornato alla vittoria dopo un lunghissimo digiuno, perché non è bastata appunto la grinta della Triestina degli ultimi 20 minuti a rovinare questa giornatona delle Furie Rosse. E devo dirti un respiro di sollievo anche per la squadra e la dirigenza, che pertinente l'abbiamo sentito prima Berardo, ma soprattutto anche per mister Dirti che quindi potrà mangiarsi in santa pace il panettone senza appunto il boccone che gli vada per traverso, ripensando magari al mezzo insomma di oggi. Io parlo di panettone e auguro naturalmente a te, a Sara, a Gemma, a Eddie e Mattia, al cameraman soprattutto, al grande Vittorio, tantissimi auguri di buon Natale, un felice anno nuovo, e la speranza è naturalmente questa di sentirci insomma sempre più forti e sempre più belli e grintosi appunto nel 2014. Anche a te Alberto, anche tutta la tua famiglia. Grazie. Ti ricordi che abbiamo avuto anche suo papà? Esatto, come inviato, io mi ricordo. Ma lo avremo ancora. Allora, grazie Alberto, naturalmente. Noi ci sentiamo prima di Natale, tantissimi auguri in questo caso a tutta la tua famiglia. Un abbraccione. Proseguiamo, vediamo se abbiamo subito anche Dario Perosa da Pordenone, dove dovrebbe essersi conclusa in parità questa partita e quindi il Pordenone dovrebbe essere stato raggiunto in classifica dal Marano, ma rimarrebbe comunque prima in classifica per differenza reti, quindi chiuderebbe la stagione quest'annata 2013, il girone d'andata come campione d'inverno. Giustamente Edi diceva prima, Pertoldi diceva sì, 8 su 10 chi vince, chi è primo in classifica al girone d'andata vince anche il campionato. Non abbiamo Dario Perosa, va bene, vediamo. Intanto ti do questo risultato: Vittorio Falmec 4, Fersina Perginese 1, partita terminata, il risultato finale. Allora vediamo, dovrebbero essere tutti finali, ma comunque abbiamo fino alle 5 naturalmente per eventualmente ragguagliarvi se cambia qualcosa, ma andiamo a vedere la Serie D. Dunque 17ª giornata, ultima giornata di ritorno, Giorgione Belluno 1-0 1-1, vedete? Adesso, ecco. 1-1. Quindi Giorgione Belluno 1-1, a Mezzocorona San Vitese 2, Mezzocorona 0, Pordenone Este 1-1, San Paolo Padova Sacilese 0-0, Tamai Triestina 2-1, Trisino Valdagno Dro 0-0, Unione Ripa Montebelluna 3-2 e Vittorio Falmec Fersina Perginese 4-1. Andiamo a vedere la classifica che vede appunto Pordenone Marano prime con 44 punti, il Belluno va a 30 col pareggio in extremis, la Sacilese va a 29 e il Giorgione pareggiando appunto in casa col Belluno va a 28, mentre l'Este va a 27. Diciamo che tutto si muove in testa di un punto solo. Chi fa un salto di qualità ovviamente è il Marano, che ieri appunto ha battuto il Fincantieri Monfalcone e passa a pari merito in testa alla classifica, ma finisse oggi il campionato primo sarebbe il Pordenone per quanto riguarda la differenza reti, anche se Mattia, correggimi se sbaglio, con questa unificazione delle due Leghe Pro eccetera si parla di parecchi ripescaggi anche il prossimo anno. Difficile dici? No, secondo me vista anche l'eliminazione dei gironi, se non arrivi prima sono problemi con i playoff, perché è vero che dopo magari puoi avere la graduatoria, ci sono squadre che falliscono, però questo è un campionato a 2, si giocherà su un punto di differenza e diventa fondamentale poi, visto come i ritmi che stanno tenendo anche le due squadre, la trasferta a Marano Vicentino. Assolutamente. Vediamo che abbiamo in diretta, pronto?
Eccoci qui, allora finita Pordenone 1-1 con le reti di Mario e di Lubin, quindi Pordenone che affianca il Marano in testa alla classifica. Ti faccio fare 2 battute in diretta subito col presidente Mauro Rovilla. Certo. Allora, pareggio non è andata esattamente come volevamo, però insomma siamo sempre in testa pur con il Marano. Un punto sofferto, un'ottima squadra, forse la migliore squadra che abbiamo visto con Tecchia, anzi non solo con Tecchia, abbiamo visto di andata, però insomma probabilmente abbiamo bisogno di rifiattare adesso aspettando per giorni di vacanza per poi ripartire. Ecco, chiudiamo, se vuoi Mauro, fai anche gli auguri a tutti gli ascoltatori di Telepordenone. Sì, naturalmente faccio gli auguri a tutti, speravamo anche noi che magari mantenere il tag dei 2 punti, ma comunque al di là di quello auguro a tutti delle buone feste, soprattutto magari che cambi un po' l'umore in generale. Va bene, grazie Presidente. Allora faccio gli auguri anch'io a tutti gli ascoltatori e Paco Riga ti ricordo il mio regalino di Natale. Sì, d'accordo. E devi chiedere in regia per il tuo regalino di Natale. Qual è il suo regalino di Natale? In regia deve chiedere, non a me. Io non sono ancora Babbo Natale, tanto meno il suo aiutante. Se vuoi posso chiedere alle 4 aiutanti di Babbo Natale che abbiamo qua se te lo possono portare loro. No, è già andato. Niente, è già andato, va bene, ringraziamo Dario. Tanti auguri comunque anche da parte nostra. Naturalmente gli auguri. Poi qua, a proposito di messaggi natalizi, ne è arrivato uno molto bello che riguarda una babba. Una babba natalina. Nel senso che chiacchierona. La babba. Allora, la babba Laura mi piace davvero, come faccio? Riesci a dare il mio numero? Dai Natale, fammi sto regalo, grazie. Beh, sei firmato? Sì. E come si chiama? Ma no, scusa. Ah, è sempre quello di prima? Non Io posso, lo so come si io chiama. non posso dire, rivelare. Non puoi l'ha scritto lui. Dopo diamo un numero a Ma Laura. secondo me lei ha già capito chi è, Non è neanche un sospetto? Te lo troverai sotto casa, vedrai. Oh, allora, dobbiamo parlare, abbiamo un'altra, ecco, abbiamo ancora un collegamento, probabilmente abbiamo Pier Antonio Stella, vediamo se ho indovinato. No, abbiamo Emilio. Emilio Ripari! Eccoci qua. Emilio! Rieccoci qua. Allora Emilio, raccontaci dal vostro punto di vista com'è finita questa Tamai triestina. È un panettone di quelli che sono pesantini da digerire, perché è finita 2-1 per le Furie Rosse di Birtig. Diciamo bicchiere mezzo pieno per i tifosi triestini, si è fatto un favore a quello che è un simbolo per la città di Trieste calcisticamente parlando. Per quanto riguarda i ragazzi di Rossito questo chiaramente non importa nulla e anzi ho chiuso la cronaca poco fa dicendo dopo la trasferta di Castelfranco Veneto forse si era alzata l'asticella un po' troppo di quelle che potevano essere le velleità nel campionato, le prospettive del campionato della Triestina. Dopo una settimana è arrivato infatti il pareggio col Tristino Valdagno piuttosto opaco e deludente. Oggi nella nebbia, nella situazione di grande grinta, per certi versi anche da corrida impostata dal Tamai, soprattutto nella ripresa, la Triestina ha dimostrato ancora una volta tutte le proprie pecche, soprattutto in fase difensiva, uscendo con le ossa rotte qui dal Comunale, sconfitta per 2-1. Se guardiamo la bilancia delle occasioni, delle palle gol create, assolutamente un punteggio bugiardo, ma vince chi è più cinico, chi è più preciso, chi è più lucido e chi fa più gol, chiaramente. Assoluto protagonista nella formazione di Birtig il numero 10 Furlan, così quasi fosse un segno del destino, lo stesso cognome a cui è intitolato il settore più caldo dello Stadio Rocco per i tifosi della Triestina, è proprio un Furlan, un altro però, a punire gli alabardati con il rigore conquistato da Bolzano al 41esimo del primo tempo e appunto trasformato da Furlan imparabilmente poi all'8° minuto da una punizione mal battuta dalla Triestina nella tre quarti offensiva. Si è sviluppato un contropiede micidiale orchestrato benissimo da Zambon, che ha visto dalla fascia sinistra la corrente Furlan sul limite dell'area, l'ha servito con un invitante pallone rasoterra. Furlan in corsa ha chiuso l'interno sinistro trovando la deviazione di Frangu che ha spiazzato del Mestre. Comunque doppietta di Furlan assolutamente, non ci sentiamo di dire autogol. 4 minuti dopo ci sarebbe stato anche l'episodio, eravamo al 12esimo, che poteva dare la svolta alla partita su un calcio d'angolo di Stentardo, tacco imperioso di Godeas con palla che sta per spegnersi nell'angolino basso. Petris, forse con la coscia, forse con il braccio, intercetta sulla linea di porta in mezzo ad un traffico stile ora di punta al mercato di Istanbul. L'arbitro dalla palma dice l'hai presa col braccio, quindi rigore ed espulsione. Godeas realizza, nonostante avesse intuito il bravissimo portiere di casa Perezzini,
Da lì si sviluppa una partita di 35 minuti, considerando anche il recupero, di assalti della Triestina, ma tutto sommato con solo 2 clamorose palle gol, soprattutto una di Godeas al 31esimo, a tu per tu col portiere, su una trattenuta di Scappin. Godeas che la gira davvero a riete d'area di rigore, la palla scheggia il palo e termina fuori. Dalla parte opposta al minuto 21 Zambon si mangia da 0 metri su una respinta corta di Del Mestre la possibilità di arrotondare ulteriormente il punteggio. È una Triestina che deve fare un discreto esame di coscienza, non lasciare lo spazio e il tempo solo alle grandi abbuffate delle festività, ma anzi rituffarsi subito nel campionato, perché insomma, guardando un po' quelle che sono state le combinazioni di risultati anche dietro, è una Triestina che cercava di voler virare al giro di boa almeno con 25-26 punti, si trova invece a 22 in una posizione di classifica che non è per carità così disperata e pericolosa, però considerando la rosa a disposizione di Rossitto, il blasone della squadra, insomma, e anche le pretese che ci sono da parte della piazza, chiudere un girone di andata a quota 22 sicuramente non era il sogno nel cassetto di società, tecnico e tifosi, questo è poco ma sicuro. Perfetto Emilio, noi ti ringraziamo per la tua chiusura molto esaustiva di questo 2013, ti auguriamo a tutti voi dell'Unione Triestina Calcio naturalmente i migliori auguri di buone feste e soprattutto di un 2014 ancora più positivo chiaramente, e ci sentiamo con l'anno prossimo Emilio. Altrettanto a voi, augurissimi a voi e a tutti gli ospiti dello studio. Ciao Emilio, grazie ancora, naturalmente. Ciao a tutti, ciao a tutti. Sì, prego. Volevo dire, facciamo un giro per quanto riguarda i risultati di Serie A, perché si stanno delineando risultati molto interessanti. Allora, mezz'ora circa di gioco su tutti i campi. A Bergamo, Juventus 3, Atalanta 1, Roma-Catania 3-0, Sampdoria-Parma 1-1, Sassuolo-Fiorentina 0-0, Torino-Chievo 2-1. E adesso il Verona è andato proprio in questo istante, si è portato sul 4-1 contro la Lazio. Dunque Pektovic non mangia il panettone. E direi non va alla Lazio, mi confermi Gigi? Così ha detto l'altra sera. Vedremo perché adesso con la pausa probabilmente lo Tito sappiamo che è un po' vulcanico. Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Pierantonio! Sì, ciao Giovanni, eccomi qua. Allora, solamente per il finale, 2 note velocissime. Allora, 0-0, il risultato finale non si è sbloccato neanche nella ripresa, però da segnalare che la Sacilese è stata fermata veramente dalla sfortuna. Una traversa e un palo nell'arco di 10 minuti, la traversa colpita da Pippo Fabbro con una conclusione del limite dell'area, il palo colpito circa 10 minuti dopo da Grion su calcio di punizione. Da segnalare inoltre anche un debutto molto sfortunato del portoghese Rui Ferreira, è entrato circa al 20° del secondo tempo, ma ha dovuto uscire dopo un quarto d'ora, probabilmente a causa di un leggero risentimento muscolare. Evidentemente l'inattività si è fatta sentire soprattutto oggi in una giornata fredda come quella odierna. Pierantonio, ti ringrazio naturalmente per i vari commenti del pomeriggio, io auguro, come stiamo facendo a tutti, con tutti ovviamente, un buonissimo Natale, buone feste e un 2014 ancora migliore naturalmente per te, la tua famiglia e anche per gli amici tutti della Sacilese Calcio. E io ricambio con grande piacere a voi ovviamente. Grazie Pierantonio, Pierantonio Stella appunto per San Paolo, Padova e Sacilese. Allora... Io stavo guardando la nostra pagina ma nessuno ha indovinato il risultato del Pordenone, tutti davano il Pordenone vincente. E quindi per quello che capisco io non ha vinto nessuno. Anche questo colpo, il frigo rimane nei magazzini. Rimane nei magazzini del nostro sponsor. Sì, infatti anche Alfio aveva messo 3-1, altro che aveva indovinato. Allora ricapitoliamo, definitivi, la Serie D, 17ª giornata, nonché ultima di campionato, giocato ieri Marano Fincantieri Monfalcone 4-0, questo pomeriggio Giorgione Belluno 1-1, Mezzocorona San Vitese 0-2, Pordenone Este 1-1, San Paolo Padova Sacilese 0-0, Tamai Unione Triestina 2-1, Trissino Valdagno Dro 0-0. 4-0, Trissino Valdagno Dro, in questo momento sono aggiornati questi risultati. Si aggiornano subito proprio, però non lo sapevi neanche tu. No, ma io guardo solo le nostre. Ah, ok. Quindi il risultato clamoroso, perché davano 0-0 fino alla fine, quindi Trissino Valdagno 4-0. Dro va a finirla appunto 4-0. E Unione Ripa Montebelluna 3-2, Vittorio Falmec Fersina Perginese 4-1.
Sì, gli altri te li confermo tutti. Per una classifica che vede il Pordenone chiudere in testa il girone d'andata della Serie D a 44 punti, affiancata, ma in testa rimane il Pordenone per differenza netta, affiancato da Marano a 44, Belluno 30, Sacinese 29, Giorgione 28, Este 27, San Paolo Padova 26, Montebelluna 23, Triestina 22 e raggiunta dal Trissino Valdagno, Vittorio Falmec 18, Fincantieri Monfalcone 16, no, scusatemi, Tamai, Vittorio Falmec 18, Tamai 17, Dro 16 insieme alla Fincantieri Monfalcone, a 15 punti la San Vitese raggiunge il Mezzo Corona e l'Unione Ripa la Fenadora, la Fersina Perginese rimane ultima con 7 punti, ancora gol in Serie A? Sì, si sta aumentando il pallottolieri, ho quasi finito qua di il foglio. Allora, a Bergamo Juventus 4, Atalanta 1, Roma Catania 4-0, Sampdoria e Parma sono sull'1-1, Sassuolo Fiorentina 0-0, il Torino in questo istante si è portato di nuovo in gol, dunque conduce 3-1 sul Chievo Verona, e a Verona il Verona sta vincendo sulla Lazio per 4-1. Risultati clamorosi questo pomeriggio, era partito, no? I primi tempi erano partiti tutti belli, tranquilli, leggeri, e 4-0 come se piovesse. Allora, sembrano anche le semifinali di Coppa Regione oggi. Sembra c'erano di promozione. Prata Torre 1-0 dopo i tempi supplementari, e mentre sono ai rigori Juventina e Zaul. Ecco, quindi questo si parla sempre di calcio dilettantistico, ovviamente. Sì. Allora, vediamo se abbiamo gli ultimi collegamenti in diretta, se no direi questo pomeriggio anticipiamo l'ultima barra pubblicitaria per avere poi 20 minuti più tranquilli e non arrivare proprio sempre con la pubblicità sotto la fine. Stiamo aspettando dalla regia, vediamo se c'è la telefonata che sento che va in diretta. Non c'è la telefonata, e allora l'ultima pausa pubblicitaria per il 2013. 4 minuti e poi torniamo qui per farci gli auguri, concludere, parlare ancora un po' con i nostri ospiti nel salotto dell'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Quest'anno, per le feste, voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, al Buon Gustaio. E per Capodanno 2 menù completi, a base di carne a soli 23 euro a persona, a base di pesce a soli 25 euro. E ogni 4 persone una bottiglia di prosecco in omaggio. Al Buon Gustaio, a Fiume Veneto e ad Azzano Decimo. Voi pensate a divertirvi. A cucinare ci pensiamo noi. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni!
20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Triveneto in poltrona. Dai Giovanni che abbiamo gli ultimi. Sì, io sto facendo un attimo San Valentino, che non siamo in tema, sì, perché sto scrivo il numero del nostro amico. Si scrivono i numeri sulla carta, ormai ci sono. Che non so, io non ho il numero di Laura e quindi non posso inoltrarglielo. Dopo te lo scrivo dopo. Abbiamo il telefono. Il numero dell'ammiratore. Incredibile, mi ero anche seduto. Abbiamo il telefono, mi sembra, il nostro collega di Telepordenone da Portogruano, comunque relazione del Veneto, Rosario Padovano, è vero? Sì, ben trovati a tutti. Ciao Rosario, dove ti trovi? In questo momento mi trovo proprio nel Veneto orientale, sto cercando di aggiornare il sito telepordenone.tv con le ultime notizie di oggi, perché l'informazione corre sempre, naturalmente anche nei giorni di festa, pur non essendoci il telegiornale. Poi mi tufferò anch'io nello sport, perché andrò a vedere delle partite di pallavolo per il Messaggero Veneto, quindi giornata di sport anche per me, ma ne ho approfittato per vedere la trasmissione, visto che non ero impegnato oggi nei gironi dei dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Saluto anche l'amico Mattia, che vedo lì molto concentrato. Ciao Mattia. Che devo dirvi? Mi avete fatto molta compagnia, ho apprezzato anche la competenza, oltre che la bellezza delle nostre splendide signore e degli ospiti anche. E poi Omar Costantini mi ricordava vecchie trasmissioni degli anni 70, tipo 90° minuto, quando dava i risultati qualche minuto fa, per cui insomma un tocco anche di vintage, come si suol dire. Beh, ci sta, sai che oramai è una delle mode del momento, è proprio il vintage. Rosario, un sacco di auguri di buon Natale, uno splendido 2014. Mi approfitto naturalmente per farvi auguri anche a voi, auguri di buone feste, buon Natale a tutti e che il 2014 ci porti molta fortuna. Perfetto, grazie ancora Rosario, naturalmente lo troverete. Grazie a voi. Lo troverete sia lunedì che martedì in diretta su Telepordenone per ricevere da lui in diretta gli auguri durante le varie edizioni dei nostri telegiornali. Dunque allora, in Serie A danno 6 minuti di recupero a Sampdoria Parma. Ma cosa è successo per dar 6? Oltre ai cambi, il gioco è stato fermo per un paio di minuti perché c'è stato un conciliabolo fra l'arbitro e i suoi assistenti. E a questo punto siamo entrati in questo lungo recupero e io approfitto per dare i risultati, gli aggiornamenti. Allora, pochi minuti dal termine: a Bergamo Juventus Atalanta 4-1, Roma Catania 4-0, Sampdoria e Parma 1-1, a Reggio Emilia Fiorentina 1, Sassuolo 0, gol di Peppito Rossi, ha fatto un'altra bella marcatura questo giocatore, sarà molto importante per i mondiali. Torino e Chievo 3-1, Verona Lazio 4-1. Bene, quindi come per una classifica, come va per noi dell'Udinese questa classifica? Insomma, fatta così come si dice velocemente, l'Udinese è ferma a 20, si fanno sotto
il Parma, c'è l'Atalanta, per fortuna l'Atalanta sta perdendo, la Sampdoria pareggia e dunque è lì a 2 punti, il Milan in attesa di questa sera è fermo a 19 e quello che conta è che la Fiorentina si fa sotto per quanto riguarda il terzo posto Champions e dunque il Napoli deve cominciare, come si dice, ad alzare le orecchie perché la Fiorentina adesso è a 3 punti dal Napoli per quanto riguarda il famoso terzo posto che consentirebbe il playoff di Champions League. Una delle cose che si può fare a Natale è andare ad esempio in uno dei vari bar pascià che ci sono in giro, ma più in particolare San Vito, Casal Sarzano, adesso se ne parla a Cinzia, perché loro hanno un gioco di squadra dove assolutamente non ci si pesta, non c'è il terzo tempo perché tutta la partita è un terzo tempo, no? Dall'inizio alla fine si mangia, si beve, eccolo qua, calcio balilla 11 contro 11, credo che a Natale formare 2 squadre da 11 persone, di amici e amiche, no? Andare a fare questa cagnara, ripetiamo, potete chiamare naturalmente i bar pascià, trovate questo calcio balilla di 7,5 metri, vero Cinzia? Lo trovate di solito a San Vito, ma si sposta anche tra Casarsa e Azzano Decimo. Dite qualcosa tu, Cinzia, perché... diciamo che adesso è cominciato il famoso campionato Esatto. che abbiamo organizzato, è in pieno svolgimento, ci stanno venendo fuori gran belle serate, molto molto divertenti. Ecco, ma le squadre che arrivano sono 11 contro 11 o ci sono anche i giocatori di riserva di questi? Ci sono anche i giocatori di riserva, c'è anche la panchina. Ecco, c'è anche la panchina che beve nel frattempo, immagino. Logico. C'è anche un allenatore per caso? No, dai. No, non c'è l'allenatore. No, perché c'è il capitano però. C'è il capitano. C'è il capitano della squadra. Ed ovviamente sono squadre miste o sono solo di ragazzi? No, solo squadre miste, rigorosamente miste. Come scusa? De Canio che lo manda noi. Parliamo di cose serie mentre noi parliamo di divertimento alla fine. No, no, ma lo stavo vedendo in effetti. Sì, hanno cacciato Maranghi papà. Ecco. Allora, e poi sempre rimanendo in tema del pascià, noi non abbiamo sentito Manuela. Non abbiamo ancora sentito la Manuela, che lei stava lì tranquilla, in disparte, no? Allora, come tutte adesso, cominciamo a farci, perché mancano 10 minuti, dobbiamo chiudere anche qualche secondo prima, quest'oggi, per motivi appunto di programmazione. Allora, la tua squadra preferita e naturalmente, come l'altra volta ci ha fatto dire Edi Pertoldi, un bel pensierino di Natale. Allora, la squadra preferita ne ho 2 che in fondo sono le mie di casa, tra virgolette, che sono l'Udinese e il Milan. Tra l'altro il Milan stasera fa 2-1 con l'Inter, non è vero il 3-1 che vince l'Inter. Decisa, la ragazza. Assolutamente sì. Un pensierino di Natale, più un buon proposito per l'anno nuovo. Il Natale si passa in famiglia con le persone care e spero che lo passino tutti bene, anche i telespettatori a casa. Per il nuovo anno speriamo che tiri un po' di aria migliore, sì, in generale. E magari, non so, passate per qualche pascià? Beh sì, direi di sì, anche perché mi sembra che sabato scorso, 2 sabati fa, è stato aperto un altro a Lorenzaga, mi sbaglio? No, non è un pascià. Non è un pascià? No, questo non è un pascià. Fa parte però Fa parte della famiglia, degli amici del pascià. È un cugino. Un cugino diretto. Poi allora andiamo da Viorica. Adesso tu ci hai già detto che squadra tieni. Pensierino di Natale. Nessuno un bel pensierino di Natale, guarda, hai un porta microfono d'eccezione. Sì, non mi serve. Guarda che sono in omaggio. Non mi devo girare verso No, guarda verso la telecamera. Niente, vi auguro a tutti un buon Natale. Speriamo che quest'anno ci porti cose nuove, cose più belle. Punto. E puntini che va sempre bene. Il prossimo anno spero di guardare più il calcio, così capisco. Per essere più pronta. Ma guarda, se vuoi un consiglio, fregatene del calcio, perché dal calcio escono purtroppo ultimamente solo pessimi insegnamenti, correggetemi se sbaglio, pessime cose, veramente. Il Torino nel frattempo fa il 4º gol, che massacrata. Silvia, tocca a te. Allora, vorrei augurare buon Natale a tutti e felice anno nuovo, speriamo che l'anno nuovo sia migliore in tutti i sensi e ovviamente passate a trovarci. Tu sei a Casarsa. Dì anche che ora ti trovano a Casarsa perché... La notte, dalle 10 alle 6. Perfetto, direi. Meglio di così. Quando uno è in giro, si ferma dalla lauretta, si va a bere una cosa, no? Sì. Una e basta. Perché poi specifichiamo che voi siete uno dei pochi locali, devo dire, che rispettano il famoso orario
di blocco della vendita di alcolici dalle 3 alle 6. Dalle 3 alle 6. Sì, perché normalmente sì, c'è il cartello, ma in realtà se ne fregano. Invece effettivamente nella catena Cioè uno può bere fino alle 3 e poi non beve più. non può più bere. Cioè, Però può ricominciare alle 7. Alle 6. Però se ordini una bottiglia di rum alle 2,59 è a posto. Esatto, ma questa è l'Italia. È l'incongruenza. Allora, Lauretta, tocca a te. Buone feste a tutti, passate a trovarci, poi così facciamo il brindisi di Natale e di Capodanno. Un sorriso a tutti quanti. Ecco che ci vuole, soprattutto il sorriso ci vuole. E allora adesso vediamo con i nostri ospiti, naturalmente Gaspare. Saluto Terenzani che è sbucato. Salutiamo Franco Terenzani che si è ricordato mi sembra l'ispettore Derrick oggi Terenzani, no? Si parlava di Vintes prima, l'ispettore si è ricordato di portare la telecamera. Allora Gaspare. Niente, io mi unisco al coro sia dei cronisti in giro per il Friuli e non, a tutti quanti per fare i migliori auguri di buon fine anno e inizio anno nuovo, chiaramente un buon e sereno Natale a nome personale mio ma anche della società che oggi qua rappresento, che sono i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari. Certo, grazie. A Santo Stefano noi siamo presenti a una festa a Ronchi dei Legionari molto rinomata, quindi se passate da quelle parti siete i benvenuti. Benissimo, grazie Marco, un pensiero di Natale. Marco sarà fra i nazionali azzurri, giusto? Speriamo. C'è questa speranza per il 2014, so, quindi... Sì, intanto faccio un augurio alla mia società sportiva, al Domoro Paluzza e a tutti gli atleti in generale, che il 2014 magari sia migliore, ecco. Anche perché è peggio di così. Sì, è difficile. Luigi, un tuo augurio di quelli proprio... Allora, non voglio ripetermi che i Babbi Natale già hanno detto tutte quante tanti auguri. Se rimaniamo nel mondo del calcio mi auguro che non sia più quella violenza, che quella è la parte migliore che potrà per non rovinare il calcio. Il calcio è bello per quando non è violenza, questo è l'augurio. Poi per quanto riguarda invece, mi ha chiesto Omar prima di Reia. Allora, mercoledì ho organizzato una cena con Reia, Del Neri, Bruno Pizzul, De Agostini, eccetera, eccetera. Ho sentito Reia che la moglie non vorrebbe che andasse a Roma e a Napoli proprio. E Reia è un friulano doc, no? Io lo vorrei vedere un giorno nell'Udinese, no? È chiaro, no? E anche Del Neri, fra l'altro, è fermo, ecco. E a questi due friulani anche vorrei fare gli auguri sportivi e a tutti i presenti. E di Fabri, sto a te. Allo sport chiaramente auguro uno sport sano, soprattutto senza doping e senza esasperazioni da risultato, senza genitori che litigano in tribuna e che quindi i ragazzini, i bambini possano giocare senza assili di diventare dei campioni. Questo è il mio augurio in generale allo sport. Mattia, per Tordi. Per lo sport, in genere per il calcio dilettante direi che non c'è bisogno, quello friulano si sa autoregolamentare da solo. Per l'Udinese è una salvezza tranquilla, direi che per questa stagione ci siamo. In generale per l'Italia, magari per il 2014 un pizzico di speranza in più per noi giovani, visto che ultimamente i dati non sono proprio molto confortanti a livello di disoccupazione e di prospettive, magari un pochino di turnover in più, di svecchiamento di questo paese non farebbe male. Certo. Penultima ma non penultima, Cinzia Pagnosin. Allora, noi oggi qui rappresentiamo solo quella che è una piccola parte di quella che ormai è una grande famiglia Pascià, per cui gli auguri da parte di tutto lo staff Pascià. Che sono decine e decine di persone Siete un esercito, con tantissimi locali di proprietà o in gestione, ma sempre questa catena bellissima che trovate in tutta la provincia di Pordenone e nel Veneto orientale. Eccolo qua, il vero Babbo Natale. Non sono mica vestito di rosso. Non c'entra, ti abbiamo riconosciuto lo stesso. Hai visto che bel maglioncino oggi? Sì, è regalato per Natale. È nuovo, è di Boggi, comprato a Bolzano, apposta per il babbo. Edi, serve dire tutto, insomma. A te il microfono. Ma guarda, io sarò sintetico, io mi auguro che l'anno prossimo la gente torni a sorridere, perché si vedono solo volti tristi, solo gente che è turbata e questo naturalmente ti lascia un po' perplesso. Però speriamo che almeno
questi giorni ci si possa... Sì, certo. Posso avere un po' di serenità. Sì, esatto, ci si possa magari eclissare dai propri problemi, avere qualche ora magari di spensieratezza. È che basta aprire un telegiornale, diventa... Infatti basta come difficile. faccio io, spegnerlo. basta cambiare canale quando ci sono i telegiornali. Dai, almeno a Natale un po' Almeno a Natale, anche oggi, vabbè, qualche giorno. Ogni giorno la stessa cosa. Bene, io direi che da parte di i finali di Omar, scusami, mi ero perso con tutto questi... Ezio Luzzi. Io qua, là, non so più dove guardare. Va bene, allora i finali di questo pomeriggio: a Bergamo, Juventus batte Atalanta 4-1, Roma Catania 4-0, Sampdoria e Parma 1-1, Sassuolo Fiorentina 0-1 giocata a Reggio Emilia, Torino Chievo 4-1 e Verona Lazio 4-1. Oggi vale la regola del 4. È vero. E dunque, da parte della regia, da parte del nostro cameraman di Gemma, da parte mia, di Omar e di Giovanni, noi vi auguriamo uno splendido Natale, naturalmente da passare in compagnia degli speciali che ci saranno in onda su Telepordenone e su Videoregione ovviamente, ma soprattutto che il 2014, come dicevano i nostri amici qua in studio, sia un anno finalmente positivo che possa dare il senso di una rinascita, di una ripresa non solamente economica ma proprio anche di quello che siamo noi tutti all'interno moralmente provati, credo, in questo periodo. è vero. Che sia uno splendido Natale, che sia ancora un più bel 2014. E noi ci rivediamo proprio nel 2014. Il giorno prima della tua festa! Dai, ma sì, è il 5 di gennaio! È così, Ma non sei più buono neanche a Natale. Ma sai che si fa il pignarulla anche dalle nostre Cos'è? parti, no? Si dà fuoco alla Befana. Quindi C'è quello di Tarcento. no, ma lo creiamo qua fuori. Creiamo Do qua fuori. l'iPad in testa, verrò con la scopa. Va bene. Grazie a tutti, buon Natale, tanti buon auguri. anno. A Ciao. domenica 5 gennaio. Ciao e grazie. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano X.